Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con questa edizione speciale, straordinaria di fatto, per seguire insieme la notte magica di Venezia e non solo. Lo sguardo del mondo questa sera, del nostro mondo, è volto alla città più bella dell'universo, proprio perché si festeggia il Redentore. Lo faremo questa sera con questa edizione straordinaria e con molte sorprese che scoprirete nel corso di questa lunga serata che passeremo insieme. I nostri inviati sono già collegati, tra poco faremo un giro campi, come noi diciamo sempre in questi casi, cioè andremo a vedere e conoscere tutti gli angoli. Ecco, la vediamo già, è con il sindaco Simone Venturini, l'ho vista, Ilaria Marchiori, ma adesso il sindaco raggiunge Palazzo Ducale. Ti ho visto, Ilaria, adesso veniamo subito da te, anche perché ovviamente in diversi luoghi della città in bacino, l'avrete già intuito seguendo i nostri telegiornali questa sera, abbiamo i nostri inviati. Vi ricordo che il momento più atteso poi è quello delle 23:30, ci avvicineremo a quel momento, quello dei fuochi, 40 minuti di fuochi per Venezia e non solo, in una skyline, come si dice in questi casi, un orizzonte meraviglioso, un panorama unico che è quello della città di Venezia, illuminata da migliaia e migliaia di fuochi a quell'ora. Dicevo, un giro rapido, cominciamo da Ilaria Marchiori che è con Mattia Pizzaia in Piazza San Marco, dove, Ilaria, abbiamo visto pochi istanti fa passare al tuo fianco il sindaco di Venezia, che tu intercetterai poi nel corso di questa serata, no? Eccoci qui, Ferdinando. Sì, non solo il sindaco, ma come vedete alle mie spalle stanno passando anche l'assessore Costalonga, l'ex vice sindaco Tomaello, l'assessore Damiano, ma non li possiamo fermare in questo momento perché Ferdinando qui a Palazzo Ducale, nello splendido scenario di Palazzo Ducale, alle 21 inizierà un'esclusivissima cena con circa 250 persone tra rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e naturalmente sponsor e partner del Redentore. Però noi intercetteremo nel corso della nostra lunga diretta molte di queste istituzioni per parlare diffusamente di questa magica notte del Redentore. Dicevi che prima hai visto il sindaco Venturini, si stava fermando, però deve incontrarsi prima dell'inizio di questa cena con l'ambasciatore e quindi ci ha detto che ci ha portato i suoi saluti naturalmente allo studio, a tutti i nostri telespettatori, a chi ci sta seguendo, e tra poco lo intercetteremo dopo che avrà incontrato l'ambasciatore e dopo che sarà iniziata questa cena. Vi voglio far vedere come è stata transennata in questo momento la piazza. Le persone che si sono iscritte in questi giorni, perché sappiamo che gli ingressi sono contingentati, stanno entrando e stanno passando scaglionate mano a mano per poi riversarsi, se Mattia gentilmente mi dà una mano girando la telecamera, nei vari pontili che vedete in fondo alle mie spalle e posizionarsi per prendere posto e non perdersi la magica notte del Redentore con lo spettacolo pirotecnico che, lo ricordiamo, inizierà alle 23:30. Dunque anche noi tra pochissimo riusciremo ad entrare, a posizionarci a Palazzo Ducale, nella splendida loggia da cui poi parleremo diffusamente con i nostri ospiti, ma soprattutto vi mostreremo le immagini dello spettacolo pirotecnico che inizierà alle 23:30 da uno dei 4 splendidi punti che abbiamo scelto per i nostri telespettatori. Quindi, Ilaria, per capirci, cioè voi adesso siete soli lì, cioè non si può intervistare nessuno ancora, cioè perché devono fare il passaggio in base a quanto predisposto, giusto? A parte che salutano dietro di te, ma... Mi senti, Ilaria? No, forse non mi sente. Va bene, allora torniamo da te tra pochissimo, andiamo da Filippo Fois, date ritorno poi anche all'Ilaria così possiamo dialogare. Se è pronto Filippo Fois invece con Sandro Ponchio, anche perché piano piano ci spostiamo ovviamente in diverse zone della città. Filippo, buonasera, ben trovato anche a te, dove siete voi?
Buonasera Ferdinando, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Noi siamo in Riva degli Schiavoni e si tratta di quella lunga passeggiata che da Piazza San Marco porta fino a Sant'Elena, che guarda sul bacino. Infatti adesso Sandro Ponchio vi farà vedere che vediamo alcune delle tantissime, delle centinaia di barche che lentamente stanno arrivando qui per assistere ai fuochi d'artificio. Molte hanno trascorso qui il pomeriggio, in molte si sta cenando ancora in questo momento, e devo dirti che anche tra le tante barche ve ne facciamo vedere una particolarmente famosa, che è diventata particolarmente famosa in queste ultime ore, ed è il mega yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America Fertitta. Lo vedete, è diciamo lievemente più grande degli altri, è alto 30 metri ed è lungo 200, è ormeggiato quasi all'altezza dei giardini della Biennale, e noi siamo poco distanti da dove si sono verificati gli scontri circa 24 ore fa oramai, per cui comunque essendo alto 30 metri diciamo che vedranno molto bene, anche se sono distanti, i fuochi d'artificio. E anche questa zona dove ci troviamo noi, che è lunghissima, perché chi conosce Venezia sa che questa è una passeggiata veramente impegnativa da compiere tutta, anche questa zona al momento è chiusa. Ci hanno detto che i cancelli sarebbero stati aperti alle 20, prima entra chi ha la prenotazione, poi più o meno, se si è raggiunto una certa soglia di persone, possono entrare anche altri, però al momento vediamo che ancora non stanno arrivando, non hanno ancora aperto, perché vediamo che stanno ancora allontanando delle persone. Però comunque diciamo che questo sarà uno dei punti che poi si riempirà. Tra poco ci collegheremo con la Giudecca naturalmente è il trionfo della venezianità, perché è i luoghi in cui sono addobbate le tavole, in cui la gente sta cenando. Questo diciamo che è più una cosa da visitatore, per cui qui ci sono più turisti, molti stranieri vedremo, e poi anche molti veneti, italiani. Adesso dicevo, facciamo il giro veloce, già intravediamo tra l'altro le immagini di Simone Merlo che è con Marco Stabile a bordo, diciamo, una delle sorprese che noi presentiamo in questa diretta di questa sera. Ma lì tu non puoi avvicinarti allo yacht, giusto? Ti respingerebbero con perdite? Con perdite umane? No, in realtà innanzitutto c'è da dire una cosa: lo yacht è presidiato dalla Guardia di Finanza, almeno ieri era così, e soprattutto la parte della riva a cui è attraccata è recintata, per cui non riuscirei ad avvicinarmi tantissimo. Se vuoi possiamo anche provare ad andarci a vedere cosa succede, ma non credo che ci farebbero salire. Proviamo a fargli un colpo di telefono. No, sì, esatto, va bene, vista la conoscenza. Ovviamente adesso è a Venezia, come abbiamo detto tante volte, e adesso tornando poi alle cronache seri, ovviamente, e c'è stata la polemica, anche la manifestazione, che tra l'altro lo stesso Filippo Fois ha seguito nelle scorse ore, e lì si è fatto tutto un ragionamento. Era qui nei nostri studi Simone Venturini, sindaco di Venezia, nei giorni scorsi, proprio per trovare anche l'opportunità di ancorare al meglio, di far sì che si attraccasse nel punto corretto, anche per non togliere lo spettacolo a molti veneziani della vista dei fuochi. Allora, va bene, vedo già collegato Marco Stabile. Adesso Filippo, torniamo da te tra poco, con Simone Merlo è in barca. Marco, tu ti trovi, hai intuito così, davanti Piazza San Marco, immagino. Assolutamente sì, un cordiale buonasera alle amiche e agli amici di Antenna 3. Qui la festa del Redentore è già iniziata in bacino San Marco, davanti a Piazza San Marco, una festa che, come vedete, unisce le generazioni, perché ci sono i più giovani che praticamente hanno inscenato una sorta di discoteca sull'acqua tra feste hawaiane e feste più tipiche, chi invece sta cenando a colpi di sardoni in saor e bigoli in salsa. Insomma, un momento di convivialità in barca veramente bellissimo, in attesa dei 5.500 fuochi che verranno sparati alle 23:30. Direzioniamoci verso questi ragazzi qua che abbiamo già sentito in precedenza nel corso della nostra diretta. Prenderemo un po' tutti. Questo è un gruppo organizzato con tanto di maglietta per il Redentore, perché è una festa popolare innanzitutto, in attesa dei fuochi. Ragazzi, buonasera! Allora, ho bisogno di qualcuno che mi spieghi la maglietta Persi Par El Caigo, quindi mi pare che si tratti
di una questione legata a, diciamo così, a qualche bicchiere in più di quelli che questa sera andranno, no? La famosa nebbia che nei dialetti istroveneti vuol dire nebbia, ma che ovviamente in questo caso è un annebbiamento generale. Sì, un po' mentale, però insomma il Redentore ci sta. Loro mandano avanti me perché non ho freni inibitori, ma a prescindere da quello che ho bevuto prima. Dai, salutate Antenna. Dai ragazzi! Grazie! Cioè, cosa significa per voi il Redentore? È un bel festone da sempre. Tutti di Venezia? No, adesso abbiamo anche degli outsider, però gli facciamo conoscere un po' di... Abbiamo Padova, abbiamo Rimini, abbiamo Benevento, cioè noi abbiamo, cioè ragazzi. Allora, buona festa, se no qua finisce che roviniamo la barca. Comunque... Grazie ragazzi, grazie. Allora Marco, Ferdinando, come vedi c'è un po' di tutto. Aspetta, so che tu vai. mi senti. Aspetta, perché intanto due cose. Voi avete intravisto nelle immagini, grazie alla regia Antonio Esposito e Tommaso Migot, anche le immagini dal drone, perché state vedendo in streaming qui anche gli acquascooter della polizia, come vedete, Polizia di Stato che presidiano le acque, e in diretta pochi istanti fa avete visto le prime immagini anche dall'alto, quindi particolarmente, ulteriormente spettacolari. Ora andremo anche da Lorenzo Maier, ma resto con te Marco, il nostro uomo degli abbordaggi, nel senso, cioè il pirata, perché Marco segue da sempre per le nostre emittenti la Barcolana, e quando raccontiamo la Barcolana, lo sanno i nostri telespettatori, la festa hawaiana. Lui incontra in questa maniera coloro che festeggiano e partecipano alla festa appunto collaterale. Comandante, vieni qua. Aiuto. Vieni da qua, vieni. Qui mi Ferdinando, preoccupa. il comandante si tuffa per noi, per si è evitare tuffato? abbordaggi complicati. Si è tuffato. Aiuto. Vabbè. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Giosuè. Allora, festa hawaiana direi. Eh sì, siamo in tema fiori hawaiani, festa tropicale. Cavalchiamo l'onda di calore che è arrivata quest'estate, molto presto. Grazie. Come ti chiami tu? Giosuè. Viva Giosuè, viva la festa hawaiana! Marco, mamma mia, si è tuffato. Vabbè, Ecco, vedi? allora Eccoci qua. arrivo da te tra poco. Sì. Tra pochissimo. Come diceva anche qualche istante fa Filippo Fois, il cuore della venezianità poi in questo caso è la Giudecca, a maggior ragione. Eccolo lì, collegato con noi c'è Lorenzo Maier insieme ad Alberto Pivetta. Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato a te. Anche a te, cosa ci racconterai questa sera? Ciao, buonasera a te Ferdinando e ai nostri telespettatori. Ci troviamo in un posto magico di Venezia, forse in molti non sanno, ma qui al Redentore, siamo a casa dei frati del Redentore, c'è un orto straordinario, un orto didattico che oggi i frati e anche Venice Garden Foundation, che ha restaurato questo meraviglioso polmone verde di Venezia, hanno aperto proprio appositamente per noi e per questa nostra diretta. Siamo in compagnia di padre Francesco, che è il vice parroco qui della Basilica del Santissimo Redentore. Quindi Francesco, questa è la vostra, soprattutto la vostra festa, e quindi come vi state preparando? Allora, intanto 450 anni fa Venezia ha voluto fare questo segno di importante segno di fede molto importante, quello di chiedere aiuto a Cristo Redentore per la liberazione dalla peste. 450 anni fa proprio, siamo nel settembre del 1576, 2026, quindi ricordiamo questo importante anniversario. E credo che il senso di questa festa per noi è ricordarci di chi siamo, che siamo creature e non siamo noi il creatore è un altro. Ecco perché anche il senso di stare qui in questo orto giardino ci ricorda anche questa dimensione qua, perché non siamo noi appunto i fautori della nostra vita, di noi stessi, ma siamo persone e creature che ricevono vita da un altro. Un orto straordinario, uno spazio straordinario, ce lo racconta un po'? Sì, questo è il luogo dove i frati soprattutto vivevano tre dimensioni, un po' da una parte quello di poter così coltivare
i generi alimentari che erano necessari per la vita della comunità. Dall'altra parte invece c'era il giardino dei semplici, cioè quindi quella parte di giardino che doveva produrre delle erbe medicinali che servivano poi anche per la nostra farmacia. Dall'altra poi c'era tutta la dimensione anche della ricreazione, perché qui i frati si ritiravano per la preghiera, per la meditazione e quindi si ricreavano a contatto con la natura, con Dio stesso. E questo è uno spazio che è stato aperto questa sera appositamente per noi, per voi, i nostri telespettatori, ma che solitamente è aperto anche al pubblico che può venire qui grazie al restauro che ha fatto Venice Garden Foundation insieme a voi. Sì, in questa collaborazione che abbiamo iniziato anni fa e l'apertura è stata fatta nell'ottobre del 2024 e in questa collaborazione con questa importante fondazione presente a Venezia che già aveva restaurato anche i giardini reali ed è stata per noi l'occasione di poter condividere questo spazio anche con tante altre persone. Ecco, per cui Ferdinando ci sembrava anche bello partire in questo viaggio alla Giudecca in un posto magari che i veneziani certamente conoscono, di cui ne abbiamo parlato nei nostri 3 giornali, ma che non è così tanto conosciuto. Adesso fra un po' usciremo, troveremo il clamore della festa, già sentiamo un po' di musica, ma ci sembrava bello insomma, partire da un polmone verde della città, stando qui. Si vede la laguna, ma potrebbe sembrare anche che non siamo a Venezia, padre. No, infatti molte persone che vengono qui in questo luogo si chiedono proprio questo, ma siamo proprio a Venezia? Certo. Perché sembra un posto diverso, di fatto lo è anche, perché è una Venezia anche diversa fuori dai circuiti un po' soliti, che però è anche Venezia, è vera anche questa. Anzi direi proprio una delle Venezie più vere, la Giudecca e soprattutto questo luogo qua. Bene, ci dà un messaggio per questa serata del Redentore anche per chi ci sta guardando da casa e poi restituiamo la linea. Questa notte viene ricordata come la notte famosissima, come la notte che viene illuminata dai fuochi del Redentore. Speriamo che la luce raggiunga tutti noi, quella luce che è Cristo poi, possa illuminare anche le nostre notti, le nostre tenebre. Voi da dove vedrete i fuochi? Se posso chiedere una cosa così un po' curiosa, goliardica, non molto spirituale. Beh, abbiamo dei posti un po' personali segreti, quindi campanile, la cupola, ma sono solo a uso esclusivo dei frati questi. Quindi una bella serata comunque anche per voi. Sì, certo. Lorenzo, tra l'altro mi dai l'occasione di ricordare, arriviamo da te tra poco, che come sempre facciamo insomma, in questi anni, domani trasmetteremo in diretta la Santa Messa proprio dalla Basilica del Redentore, quindi no, domani sera. Certamente, domani dalle 19 e invito tutti a sintonizzarsi anche perché ho avuto modo di così poter avere qualche spunto dell'omelia del Patriarca Francesco e domani rivolgerà un discorso molto importante alla città. Guarda, e hai toccato un punto essenziale, tra l'altro riportandoci al sacro anche di questa festa, l'abbiamo detto è una serata comunque tra il sacro e il profano, un po' racconteremo tutte le sfaccettature anche popolari, no? Quindi ci incontreremo con centinaia e centinaia di persone. Grazie Lorenzo, torniamo da te tra pochissimo. So che Marco Stabile, e questo mi preoccupa molto. Grazie a voi, grazie a Padre Francesco. Era pronto per un altro collegamento, quindi adesso appena possibile, eccoli là, lì la festa è cominciata da un bel po', no? Vai Marco! Sì, qua la festa ormai nel vivo, siamo in una sorta di discoteca, barca dopo barca, come vedete, legate con le cime assieme per fare ancora più festa con gli amici qua della componente disco. Ora mi avvicino e tenteremo l'intervista, si sono già tuffati per candidarsi alla diretta, una diretta che fa capire la componente giovane del Redentore. Andiamo qui dal signor Inno Nazionale, adesso lo becchiamo. Non è facile avvicinarsi, ma vi rendete conto insomma che la festa è già caldissima. Adesso bisogna fare qualche manovra col comandante Emanuele, siamo sostanzialmente a 30 metri da Piazza San Marco. Adesso andiamo. Ale. Allora,
che cosa rappresenta per voi questa festa, questa serata? È una festa unica che dura solo un giorno in tutto l'anno. È una cosa stupenda. Grazie Venezia! Ale, passiamo a sinistra a quest'altro amico che è uno dei più danzerini della barca. Ciao, come ti chiami? Piacere, Salvian Giulio, è 20 anni che faccio il Redentore, ogni anno è un'emozione più grande. Il vostro è un Redentore disco. È un Redentore meraviglioso per ballare e non sottovalutiamo il vero senso del Redentore, la fine della peste. Certo, giusto, insomma anche in questo momento di festa ricordare però il vero significato. Sentiamo anche qualche ragazza, dai, se no qua mi dicono che intervisto solo gli uomini. Prego signore, coraggio. Qua ragazzi è una bolgia veramente. Eccoci. Tanto continuiamo a vedere le immagini del drone in diretta, ve lo ricordo. Vai, vai Marco. Allora, bandiera nazionale è un momento particolare. Cosa avete mangiato? Perché qua sono anche i piatti tipici del Redentore. I piatti tipici sono sardine saor, bogoi, e poi qualche scampo crudo e qualche champagnino e avanti. L'importante è San Marco, è un simbolo molto importante per tutti noi e quindi viviamo al meglio questa festa una volta all'anno con i migliori amici e via. Tutti veneziani? Oh, qualche veneziano, qualche trevigiano. Molto bene, quindi arrivano un po' dappertutto. Andiamo anche lì, grazie ragazzi. Andiamo anche lì a prua un attimo, dai. Ancora in diretta su Antenna 3 per questa festa del Redentore che ovviamente avrà il suo culmine alle 23:30, poco prima della mezzanotte, con i 5.500 fuochi d'artificio. Ah! Speriamo di non finire in acqua. Sì, ma è colpa Ciao, tua grazie, questo. Innanzitutto tu sei? Federica, sei di Venezia? io sì. Ci racconti cosa rappresenta per te questa notte, questo evento, questa festa? È una festa mia, della mia città e è importantissima. È bellissima e invito tutti a una volta nella vita a provarla. Questa sera mi sa che voi andate avanti a ballare fino ai fuochi d'artificio. Certo, fino a mezzanotte sicuro. Tempo permettendo. Tempo permettendo, perché potrebbe addirittura tornare la pioggia. Ecco Marco. Grazie ragazzi, ancora un bel saluto ai telespettatori di Antena 3, andiamo. Eccolo. Marco, se riesci a sentirmi, cosa dicono anche le previsioni, perché questo è un dato importante per il proseguo della serata, quindi della festa in particolar modo. Mi pare attorno alle 18 sia arrivato un bel colpo di maltempo. Allora, è arrivato un bel acquazzone. Sì, è arrivato un bel acquazzone, poi un secondo, poi pensavamo di essere a posto. Poco fa però il nostro comandante Emanuele, che ne sa molto più di noi, si era preoccupato perché ha visto il cambiare del vento, le nuvole all'orizzonte. Emanuele, come siamo a livello meteo? Qui stiamo vedendo il ponte votivo, No, è passata. Forse più tardi, ma adesso è passata. Ecco, il veneziano Doc, il nostro comandante, dice che al momento è passata. C'è stato un momento, una ventina di minuti fa, in cui c'era una certa preoccupazione per ancora la pioggia. Andavo da queste ragazze, come vedete questa è la parte young del Redentore, la parte giovane, saranno circa una trentina di barche che si sono legate assieme con le cime per fare festa all'insegna della medesima musica. Da altre parti poi sentiremo invece altri protagonisti. Comandante, ci chiamano dalle altre barche, se no qua ci sono gelosie e quindi noi dobbiamo accontentare adesso giustamente un po' tutti e hai andare innescato di barca in barca. una gara adesso. Sì, la cosa più difficile, devo dirti, non è fare la diretta, ma rifiutare un prosecco a barca, perché altrimenti a quel punto, dopo un'ora, saremmo completamente incapaci di intendere e di volere. Quindi gentilmente rifiutiamo almeno Marco, sino a fine diretta. dammi qualche istante, Attenzione voglio far anche ai vedere guaiani se Antonio qui, mi dà la doppia in doppia finestra. Tony, eccoli qua ancora. Li vedete nelle immagini di Simone Merlo, ma il drone, perché stava inquadrando poco fa il ponte votivo dall'alto, adesso è chiuso diciamo per queste ore per ordinanza, ma il ponte votivo è tra poco, appunto, tornando anche alla parte più sacra. Vi farò riascoltare Moraglia, ieri intervistato da Lorenzo Maier, e così come anche il racconto di cos'è il Redentore con Giovanni Giusto. Marco, ancora con Marco Stabile, poi è appena pronta da Ilaria perché è a Palazzo Ducale. Vai Marco. Aspetta. Lo chiamano, vedete. Ciao, allora Ferdinando, eccoci di nuovo, nuovo abbordaggio, ben trovati, tu sei?
Matteo. Matteo, allora una serata particolare, voi state brindando a suon di prosecco, mi sa. Non solo prosecco. Non solo prosecco, cosa si è mangiato a bordo? A bordo, ma soppressa, di casa, pizzette fatte in casa, tramezzini, pasta fredda. Meno tipico, più pratico per la serata. Molto bene, mentre qua si versa il prosecco, intervistiamo questa ragazza. Ciao, ti chiami? Io mi chiamo Diletta e stasera sono una sirena. Sei una sirena? Molto bene. La sirena di Venezia. La sirena di Venezia. Sì. Molto bene. Giustamente noi apprezziamo le sirene. Ragazzi, siete tutti di Venezia? Dove venite? Sempre Venezia. E noi di Cessalto, la capitale del mondo. La capitale del mondo, giustamente. Non c'è solo la sirena 1, ma la sirena 2. Sono di Padova invece. Tu sei di Padova e sei la seconda sirena. Ma ti ho portato la soppressa io qua in barca, Io sono una sirena, lei è una Wings. Molto bene, Sirena Wings, siamo a posto. Questa invece è la barca degli hawaiani bis. Non è facile abbordare in queste situazioni, parla di altre situazioni. Come vedete questa è l'atmosfera che viviamo barca dopo barca. Va bene. Tentando di raccontare Marco, la festa live, Ferdinando. Poi naturalmente ti racconteremo anche tutto il resto. Torniamo da voi tra poco, come vedete le barche sono praticamente tutte legate tra loro e per fare un'unica piattaforma di incontro, confronto, ballo, festa, insomma tra i ragazzi e non solo. Ecco, è comparsa Ilaria. Volevo farvi vedere, appena siete pronti, Giovanni Giusto che racconta anche lui, come abbiamo fatto poco fa con Lorenzo Maier e il suo ospite, come rifaremo anche col Patriarca, che cosa è la festa del Redentore. Torniamo un po' alla storia. Ma Ilaria, siccome si è accesa la telecamera su di te con Mattia Pizzaia, raccontaci quella postazione, perché è unica, come tutte le altre, ma quella in particolar modo, anche perché poi tu sarai a un passo da una cena esclusiva, insomma, come è normale tra le istituzioni, in una serata di questo tipo, quindi incontrerai tantissimi personaggi. Vai Ilaria! Eccoci qui Ferdinando, siamo entrati a Palazzo Ducale, siamo nella loggia del Gran Consiglio, vi avevamo detto che saremo appunto entrati intorno alle 20:30, ma vi voglio far vedere che cosa si vede proprio da qui. Questo è lo scenario che abbiamo. Che meraviglia! Allora, la laguna... Eccolo qui, guarda Ferdinando, non ci sono parole per descriverla, ma ovviamente vediamo ancora delle imbarcazioni in movimento, tantissime persone, sappiamo che anche Marco si sta addentrando proprio tra le diverse imbarcazioni e sentiamo anche ovviamente tanta musica per festeggiare. Vi vorrei far vedere anche, non lo so se con Mattia riusciamo ad alzare un po' la telecamera per farvi vedere le persone che sono già qui sotto posizionate lungo i pontili per poter assistere allo spettacolo pirotecnico che ormai, lo ricordiamo, inizierà alle 23:30, le sfumature dei tramonti della laguna, i riflessi dell'acqua, ma soprattutto i marmi, no, di questi storici palazzi che saranno illuminati da questi splendidi fuochi d'artificio. E il percorso di luce di quest'anno vorrà essere un vero omaggio alla città, una sorta di celebrazione di Venezia. Lo scopriremo dopo, perché ovviamente non abbiamo avuto qualche anticipazione, ma come sapete ogni anno i fuochi del Redentore hanno quello che si definisce, no, effetto sorpresa, e quindi anche noi siamo molto curiosi. È una festa che, ricordo, prosegue anche il percorso della sostenibilità che è stato avviato, ormai lo sappiamo, in tutti questi anni, con particolare attenzione alla qualità di questo evento, ma nel rispetto della città, motivo per cui gli ingressi sono su prenotazione, motivo per cui anche le imbarcazioni dopo una certa ora non hanno più potuto accedere alla laguna e di conseguenza anche la scelta degli artifici, la composizione poi delle sequenze luminose, la gestione anche delle emissioni rispondono proprio a questi criteri di maggiore consapevolezza. Tu mi dicevi che anticipavi, ma insomma
ne abbiamo già parlato, qui c'è una cena esclusiva con circa 250 persone, abbiamo già visto passare molti membri della nuova giunta Venturini, naturalmente il sindaco, abbiamo visto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Pavanetto, abbiamo visto anche qualche consigliere, abbiamo visto il prefetto d'Arcopellos, rappresentanti delle forze dell'ordine, i carabinieri, la Guardia di Finanza, ovviamente il questore, insomma una cena davvero esclusiva. E poi naturalmente sono presenti numerosi sponsor e partner del Redentore che contribuiscono a rendere questa serata davvero magica e speciale. Noi tra poco tu avrai il presidente di Vela, cioè, diciamo, no? Posso definire l'organizzatore di questa macchina immensa, complicatissima, ecco, diciamolo, perché il merito va reso, che è Fabrizio Doria, giusto? Sarà lì ai tuoi microfoni tra poco, credo? Sì, assolutamente, lo strappiamo perché naturalmente la cena inizia alle 21, dunque mancano circa 10 minuti, sono momenti concitati particolarmente. Quindi tra per una lui, portata e l'altra saranno lì da te. L'organizzatore. Ma probabilmente anche prima, quindi appena è qui con me io vi avviso. Perfetto, pronti a collegarci con te. Adesso torneremo da Lorenzo Maia, torneremo da Filippo Fois, ma con Giovanni Giusto, sapete, non solo già stato delegato alle tradizioni, ma racconta la venezianità e non solo. Vorrei tornare facendo ancora un passo indietro, magari per coloro che non conoscono, guardate la meraviglia anche del nostro studio questa sera, è immersivo, ulteriormente immersivo a Venezia e nei fuochi di Venezia, questo spettacolo unico. Vediamo che cos'è, qual è la storia del Redentore. Un appuntamento tra sicuramente il religioso ma anche il profano, no? A Venezia succedeva questo, no? Soprattutto, no? E il Redentore richiama quella che potrebbe essere stata la più forte pestilenza che Venezia abbia mai avuto. Inizia da qui l'origine della festa del Redentore, che per i veneziani ha un significato profondo. Fu allora che si coniarono certi termini ancora in uso come quarantena o lazzaretto, e l'origine dei fuochi d'artificio potrebbe derivare da qui. Si accendevano, e questo sembra quasi collegare con quello che oggi è la festa, no? Il motivo, il profano, dicevo, no? Accesi dei fuochi di ginepro, i fuochi con la legna di ginepro, perché comunque è aromatica eccetera, e sembrava che il fumo che si spargesse in città andasse a purificare l'aria e quindi andasse a rallentare, a diminuire, va bene, il contagio. Da allora ogni anno i veneziani si preparano alla notte più magica dell'anno, con le barche, le tavole imbandite a terra e i piatti tradizionali, dalle sarde in saor ai bigoi in salsa. E poi alle 11:30 quello che è l'attesissimo momento e che va a concludere poi la serata, ed è lo sparo del primo fuoco, e quindi per conseguenza di tutti i fuochi che da 5 zattere più altre 25 collaterali, va bene, creeranno per 40 minuti uno spettacolo forse unico al mondo, ma che per Venezia è sicuramente un qualcosa di straordinario, perché i fuochi vengono raddoppiati non soltanto in cielo, ma si congiungono con i riflessi sull'acqua, va bene, fa apparire la skyline veneziana, che è un qualcosa di spettacolare, e sembra di vivere un momento veramente magico, e ogni anno sembra diverso, e ogni anno si dice sto anno è più bello dell'anno scorso. Ma il Redentore è anche una festa religiosa. Nel 77 incominciò a scendere quello che era il tenore del divulgarsi della pestilenza, ma già nel 76 la Repubblica Serenissima fece l'ennesimo voto, come sempre in questi casi, va bene, quella di erigere appunto una chiesa votiva dedicata al Redentore, va bene, e così in effetti fu. Già se non sbaglio nel 78
fu installato quello che oggi vediamo con consuetudine, no? Il collegamento tra le Zattere, cioè Venezia, e l'isola della Giudecca, ed è il ponte votivo, un ponte lunghissimo, 333 metri circa, che ancora oggi ogni anno viene fatto e dà la possibilità a tutti i veneziani comunque di partecipare a quello che è un rito, è un qualcosa che entusiasma chiunque. Chi non riesce a trovare né divertimento né gusto né saziarsi di tradizione la notte del Redentore, è bene che con Venezia non abbia più nulla a che fare. E allora dobbiamo andare da un altro veneziano, che è il nostro Lorenzo Maier. In attesa, lo dico alla regia, a Tony e a Tommaso, di andare al volo da Ilaria, perché se ha un ospite dobbiamo approfittare dei pochi istanti che anche a lei possono concedere gli ospiti. Vai Lorenzo! Allora Ferdinando, siamo qui nel cuore della festa, siamo usciti dal convento e come seconda tappa, sulle immagini di Alberto vi stanno facendo vedere il mezzo dei Vigili del Fuoco che è arrivato, che speriamo faccia buona guardia ma che non serva per emergenze, ci sono i palloncini, c'è la musica, ma siamo qui con Lili, una volontaria della cooperativa Rio Terra dei Pensieri. Perché? Perché qui c'è un importantissimo mercatino proprio ai piedi della Basilica, perché il Redentore è anche occasione per così valorizzare la realtà della città, fare beneficenza e lanciare un messaggio importante. Allora ci racconta questo mercatino, quando è nato e cosa fa? Allora, questo mercato, buonasera a tutti intanto, grazie di esserci venuti a trovare. Questo mercato è una tradizione antichissima, già da quando le suore si occupavano del carcere femminile hanno iniziato a venire nell'occasione della festa del Redentore a vendere le piccole produzioni che si facevano. Poi il carcere è cambiato e noi come realtà del volontariato abbiamo iniziato ad occuparci di attività di inserimento lavorativo all'interno delle carceri sia maschile che femminile, e abbiamo continuato la tradizione di questo mercatino, che è un'occasione importante per far conoscere ai veneziani e anche a chi è qui di passaggio che insomma dentro le carceri si fanno tanti sforzi per cercare di dare delle opportunità. È un mercatino fatto dalle detenute, dai detenuti? È un mercatino dove si vendono i prodotti fatti dai detenuti e dalle detenute nei laboratori che la cooperativa Rio Terra dei Pensieri gestisce all'interno delle 2 carceri veneziane. Per esempio, cosa c'è? Ci fate un esempio di qualche oggetto che si trova qui e fino a quando sarete qui? Allora siamo qui, siamo stati qui tutto oggi, siamo qui fino ai fuochi questa sera e saremo qui tutta la giornata di domani. E noi qui proponiamo oggetti, accessori, borse, astucci, piccoli accessori fatti in materiale di riciclo. Noi riutilizziamo gli striscioni delle affissioni pubblicitarie, ne facciamo nuovi prodotti e sono tutti pezzi unici perché i colori e le fantasie sono sempre diverse, e questi sono realizzati dagli uomini. Gli uomini anche stampano delle bellissime Mi date il doppia finestra. Lorenzo, dobbiamo andare a Palazzo Ducale come anticipato. E abbiamo anche un po' di Allora, perdonami, ma torno tra pochissimo. Grazie. Venite a vedere il mercatino, prego. Venite a vedere il mercatino, hai fatto bene a raccontarci anche questa sfumatura. Torniamo da te tra pochissimo, vedo Ilaria Marchiori con Fabrizio Doria, se non sbaglio. Vai Ilaria. No, non ti sbagli Ferdinando, ci ha raggiunto nonostante l'impegno di questa giornata, in particolare di questa serata direttore. Allora, innanzitutto dietro le nostre spalle uno scenario a dir poco spettacolare. Eh sì, è sempre un'emozione. Personalmente il 20° Redentore che organizzo insieme alle società e al Comune di Venezia è sempre un'emozione, sempre una risposta molto molto sentita, molto veneziana, ecco, già si sente la musica dai topi, dalle varie categorie di barca e cresce l'attesa in una giornata che è stata caratterizzata anche da un passaggio temporalesco alle 4 molto molto intenso, ma
devo dire che tutti i veneziani commentavano meglio adesso, così poi dopo magari fa anche più fresco. Ma infatti non, insomma, il maltempo ormai è scongiurato, vediamo che il cielo comunque è abbastanza limpido, non dovrebbe piovere ancora. Ma diciamo manteniamo un certo grado di superstizione, però diciamo la presenza di tante barche, che sono persone che normalmente hanno un buon rapporto con le previsioni meteorologiche, vuol dire che tutti hanno fiducia in questa serata. Noi oggi abbiamo registrato 3.900 barche, che corrispondono circa a una stima di 28.000 persone, è una stima abbastanza accurata perché gli armatori, i comandanti dichiaravano il numero di persone a bordo. A queste si aggiungono circa 42.000 persone lungo le ride, come vedete anche qui sotto il Ducale, siamo a Piazza San Marco, sono arrivati coloro che dovevano entrare già in questa fascia oraria e man mano riempiranno le ride fino alle ore 23:30. Alle 23:30, se siamo tutti pronti, c'è un ultimo check di sicurezza, soprattutto in acqua per il mantenimento delle distanze di sicurezza, partirà lo spettacolo pirotecnico, dove sempre c'è molta attesa. Stasera poi c'è un po' di vento, questo dovrebbe aiutare ad avere subito un cielo limpido. Ovviamente qualcuno prenderà un po' di cenere e se ne lamenterà, però un anno capita, per chi conosce Venezia, è uno spettacolo a 360 gradi, per cui ci sono sia le ride da un lato, quelle della Giudecca, che dall'altro lato delle Zattere, e poi tutto il bacino di San Marco, quindi qualcuno le ceneri dovrà avere. Lo spettacolo durerà circa 35 minuti, non sveliamo nulla perché stasera eccezionalmente avremo una diretta, che è una grande novità, perché questo abbiamo visto che c'è molta richiesta di poterlo vedere, e devo dire ringrazio lo sforzo di Antenna 3 per questa diretta che vede vari punti della città collegati, e poi anche con immagini particolari che speriamo piacciono agli il drone, dai. Direttore, innanzitutto per noi è un onore essere qui questa sera. Molto Ultima bene. cosa, prima di restituire la linea, poi la lascio andare. Qui a Palazzo Ducale è in corso anche una cena esclusivissima. Beh sì, questa è una cena, la cena ufficiale della città di Venezia. Noi oggi abbiamo sia degli ospiti istituzionali, ora possiamo dire perché poi escono anche i social, sono presenti il Presidente della Camera, onorevole Fontana, ovviamente il Sindaco di Venezia che è il padrone di casa, sono presenti gli amici della Musei Civici, abbiamo poi delle presenze di ambasciatori stranieri, in particolare l'ambasciatore della Gran Bretagna e l'ambasciatore degli Stati Uniti che è appena giunto a Palazzo Ducale, insieme ad autorità civili e militari, mondo della cultura cittadino, e poi in realtà i 2/3 dei tavoli sono dedicati ai partner e agli sponsor della città di Venezia e in particolare del Redentore. Allora, ringrazio tantissimo direttore, come sempre numeri importantissimi anche per questo Redentore 2026, allora non ci resta che attendere di scoprire che cosa ci riserverà lo spettacolo pirotecnico di quest'anno. Certo, poi ovviamente qualcuno dirà erano meglio quelli dell'anno scorso, noi cerchiamo ogni anno di fare meglio, di stupire, cerchiamo anche di presentare qui le novità degli spettacoli pirotecnici. Ringrazio tantissimo il direttore Fabrizio Doria, lo lascio andare perché naturalmente ha molto da fare. Ferdinando, ci sentiamo tra poco. Bene, grazie dunque a Fabrizio Doria. Qualche anticipazione, più di qualche passaggio molto interessante l'ho fatto in questa intervista alla nostra Ilaria Marchiori, oltre a Fertitta, ambasciatore statunitense in Italia, che voi avete ben conosciuto in questi giorni anche per le polemiche, lo yacht di 117 metri che ci mostrava poco fa Filippo Fois, insomma c'è Stephen Aiki, quindi l'ambasciatore della Gran Bretagna in Italia. Mi fate tornare, torniamo da Lorenzo Maier, poi Marco Stabile e quindi Filippo Fois, e vediamo anche, intervistiamo uno tra coloro che i fuochi li firmano, diciamo, lo vedremo subito dopo in un servizio. Vai Lorenzo! Ecco Ferdinando, perché qui vicino al mercatino c'è anche la prima tavolata dei volontari che poco fa brindavano perché a Redentore
ci si impegna, si lavora, ma anche ci si diverte, si riscopre un senso di comunità, quindi questa è la prima tavolata che incontriamo in questa diretta. Ne troveremo credo tante altre, perché adesso cominceremo anche a passeggiare lungo la riva, ma volevo concludere il discorso con la nostra volontaria, la nostra ospite, che ringrazio per essere stata qui con noi questa sera e anche soprattutto per il lavoro che fate. Questi prodotti non si trovano solo qui oggi e domani, voi avete una serie di attività. Sì, questi prodotti si possono trovare nel nostro negozio che abbiamo in centro storico a Venezia, in Salisada San Pantalon, che è aperto sempre tutto l'anno, tutti i giorni tranne la domenica. Se uno di Treviso volesse prendere qualcosa del Veneto può chiamarvi, voi fate spedizioni? Facciamo spedizioni, abbiamo un sito di vendita online dove si possono scegliere i prodotti singolarmente e vengono spediti, e il sito è malefattevenezia.it. Ecco, l'abbiamo fatto, non c'è bisogno di chiarirlo, ma lo diciamo perché questa non è ovviamente un'iniziativa commerciale, ma è un'iniziativa che vuole restituire, reinserire nella società le persone, ed è giusto al Redentore parlare anche di questo. Sì, chiaramente i proventi di queste vendite vanno tutti alla cooperativa per poter sviluppare i progetti, assumere i detenuti come lavoratori a tutti gli effetti, in modo che durante il periodo della loro condanna in qualche modo riprendano una abitudine con un impegno anche lavorativo, che vuol dire sia impegnarsi come quotidianamente, ma anche entrare in una prospettiva per il futuro diversa. Quindi anche un'occasione di riscatto che Venezia, grazie a voi, dà. Venezia è molto attiva da questo punto di vista, siamo per fortuna in tante organizzazioni, chi si occupa come noi di lavoro, chi si occupa di cultura, di teatro. Dentro le carceri veneziane ci sono tante attività per i detenuti che hanno voglia di rispondere a questi stimoli e di rimettersi in gioco per uscire, diciamo, con una prospettiva diversa. Ricordiamo per esempio, Ferdinando, che il grandissimo Willem Dafoe, il direttore della Biennale Teatro, il grandissimo attore, è stato protagonista di uno di questi laboratori. C'è stata poi anche Beatrice Venezi, che a Venezia è molto dibattuta e conosciuta, quindi è una città inclusiva e che continua a lanciare il suo messaggio anche questa sera qui da Redentore, oltre alla musica, ai brindisi e ai bovoeti. Infatti, bravo, grazie a Lorenzo Maier con Alberto Pivetta. Guardate quante barche altre che abbiamo sì qui inquadrato, ma torniamo proprio con Marco Stabile a bordo e in mezzo a coloro che stanno vivendo Redentore dall'acqua, con una festa continua, e poi vedremo altri passaggi anche sulla storia. Vai Marco, che fai? Comandi tu lì? Cosa fai? Ciao Ferdinando, pronti per il tuffo del Redentore? Organizzatissimo ovviamente. Pronti? 1, 2, 3, vai! Eccolo qua, il tuffo del Redentore. Il problema è che adesso arrivano da te e schizzano. Senza negare il cameraman, vieni qua, vieni qua. Dai, qualcuno che viene a parlare, dai, vieni. Pronti? Hanno atteso lungamente per il tuffo in diretta. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Leonardo. Leonardo, allora una serata di festa bellissima. Bellissima, straordinaria, viva Redentore! Ciao mamma! Viva Redentore! Grazie ragazzi! Allora... Ecco, vabbè, messaggi alla mamma di vario tipo, chissà se l'attrezzatura resisterà, noi sicuramente faremo il possibile. È veramente un clima straordinario. Ora Ferdinando cercheremo di portarti anche, diciamo, su altri argomenti, oltre alla parte, diciamo, disco e divertimento, ma come vedi c'è grande voglia di fare festa, di ballare, di divertirsi. Insomma, la cosa particolare è proprio questa legame di barca in barca, di nuove amicizie che si creano, di gruppi organizzati, ma anche di grande convivialità. Si passa la birra, il bicchiere di vino, il piatto di sardoni in saor, di barca in barca, piuttosto che si conoscono nuove persone. Veramente qualcosa di straordinario, naturalmente con la grande attesa dei 5.500 fuochi d'artificio che verranno sparati da lì, dalle 5 zattere principali, dalle 20 aggiuntive che sono state approntate per la notte famosissima e che illumineranno
con la loro spettacolarità i palazzi di Venezia. Vedete tante bandiere della Serenissima. Andiamo anche da questa parte se possiamo. C'è il delfino? Eccolo, io guarda, volevo dirlo ma non l'ho detto. No, scherzano forse. Perché a Venezia c'è il delfino. No, stanno scherzando. Mi hanno preso in giro. A Venezia c'è il delfino, ce lo diceva anche il comandante. Sì. Speravamo fosse vero, insomma. No. Ci sono cascato con le galosce, insomma. Tu sei più abituato a Trieste, ma anche succede, qui c'è il delfino. Diciamo che sì, anche qui c'è il delfino, ovviamente. Vedete chi più tranquillo. Buonasera signori. Carissimi, vedete, questa è una barca più tranquilla, a seconda di come la si vuole passare. Comandante, possiamo abbordare qui vicino, così sentiamo anche un altro tipo di Redentore. Quello di prima era quello disco, questi sono quelli calmi, ma un po' più riflessivo. Questi sono quelli calmi, fai tu. Aspetta che recupero il modo di abbordare. Ci siamo. Buonasera ragazze e ragazzi, bentrovati. Ciao, come ti chiami? Laura. Laura, allora illustraci un po' l'equipaggio. L'equipaggio abbiamo Matteo, Mimi, per i non amici Vittoria, cioè per voi Vittoria, Riccardo, Giosuè, Bianca. Veneziani o misti? Misti. Mestrina, veneziano, Mestrina. Toscano. Di Prato. Torinese, presumo veneziano, lui sta facendo cose. Ascolta, allora, la festa del Redentore è un momento, insomma, un bel momento di festa, per incontrarsi è una cosa unica. Sì. No. Dai, non puoi fare così. Vabbè, è un modo anche per incontrare nuovi ragazzi e nuove ragazze, e quel che succede, succede. Ragazzi, proviamo una ola da qua fino in fondo? Dai, questi si alzano per primi, poi partono gli altri. Dai, lanciamo la ola, perché mi sa che qui va più da stadio. Pronti? 1, 2, 3, via! Ale, la ola del Redentore, cosa tocca una certa età. Allora andiamo lì, perché lì invece c'è la parte mangia e bevi, l'enogastronomia veneziana in barca. Quello che pensavo di raccontare, che fino adesso non ho potuto perché mi sono, diciamo, intrattenuto in versione più che altro disco. Dobbiamo seguirli bene perché ci devono spiegare il menù che noi abbiamo anche con uno chef. Allora, state lì. eccoci qua, non so se mi sentite ancora. Sì, noi ti sentiamo. Spero tu di ci sì. senti? No. In qualche modo ci arriverò. Vedete altri ragazzi e ragazze che ci salutano in altre imbarcazioni. Qui c'è la parte enogastronomica. Date che un segnale a Marco. vi promettevo. Buonasera. Buonasera, bentrovati. Voi siete? Sambo, Maurizio, abbiamo portato i nostri amici che di dire da dove venite? Da Varese. Gli amici di Varese, vedo baccalà mantecato, giusto? Se vuoi No, una solo per capire. Quindi qua baccalà mantecato, là vedo bigoli in salsa? Ecco, il bigoli in salsa, una delle ricette tradizionali proprio del Redentore, che qui vediamo applicata nella versione mare, diciamo così, con tavolino e tutto quanto, quindi c'è la tradizione ma c'è ovviamente anche la parte più giovane. Ora facciamo manovra e veniamo di là. Marco, fermo lì, prendo qualche istante, torniamo da voi tra poco così vi preparate, perché sono particolarmente preoccupato dell'esito, diciamo, che fine ha fatto Fois. Dobbiamo anche andare in pubblicità, è già passata un'ora, è volato il tempo, abbiamo una marea di servizi anche da riproporre, interviste di questi giorni, vedere un po' in queste ore anche che cosa abbiamo raccontato, anticipato del Redentore, e voglio arrivare all'intervista al patriarca Moraglia. C'è Filippo Fois? Perché mi dice lui è pronto. Andiamo da Filippo? Solo per capire almeno che fine ha fatto, sono preoccupato. Tony, dammi un segnale, dimmi qualcosa. Eccolo là. Filippo, tutto bene? Però non ti sento. Benissimo, guarda, la situazione alle mie spalle. Che fa? La situazione Sono alle mie seduti? spalle si è completamente... sì, perché praticamente rispetto a prima, che come vedete prima non c'era nessuno, adesso invece si sono aperti i cancelli e vedete questa marea di gente che è arrivata, si è seduta e sono qui che aspettano che arrivino lo spettacolo pirotecnico. Beh, vediamo un po' come si sono organizzati queste famiglie, partiamo da qui. Buonasera. Buonasera. Di dove è lei? Di Castelfranco Veneto. Ed è venuto qua con tutta la famiglia? Con la famiglia.
Quanti siete? Siamo 2 famiglie e 8 persone. Soprattutto con i ragazzi, vedo con i ragazzini che ci tenevano. No, non vedono l'ora che arrivi le 11:30 per vedere i fuochi. Ma è la prima volta che li portate qui? Sì, per loro è la prima volta. E voi invece? Aspetti che chiedo anche a lei. Anche per noi è la primissima volta. Non era mai venuto a Venezia? No, ho sempre sentito parlare dei fuochi e via il Redentore e adesso abbiamo fatto felici noi e anche i figli, no? E come che avete scelto? Questa volta vi siete decisi a venire? Noi siamo stati convinti da un amico. È stato lui? È stato lui che ci ha Sì. Li ho convinti io, spero di non avere sbagliato, ma ho sentito dire... Vedo che soprattutto i ragazzini sono entusiasti e c'è molta attesa. Esatto, c'è molta attesa. Speriamo arrivi presto e... Qualcuno di questi ragazzini proprio ci teneva tanto perché voleva salutare una persona. Chi vuoi salutare? I nonni. Ciao nonni. Come si chiamano? Gabriella e Virginio. Benissimo. Ascoltami, cosa pensi di questi fuochi? Ti sei un po' informato? Che cosa ti aspetti adesso dallo spettacolo? Beh, una cosa superlativa, cioè molto bella e è la prima volta, quindi mi aspetto una cosa. Benissimo. Sì, una sorpresa. Come ti chiami? Jacopo. Bene Jacopo, buono spettacolo, buon Redentore e grazie anche a voi, buon divertimento. Abbiamo salutato anche i nonni, mi raccomando, ma non sarete delusi sicuramente. Ok. Allora Ferdinando, non so se dobbiamo fermarci per un istante o se proseguiamo a Filippo, altre persone, qui dimmi tu. Per me puoi Sì. sentire ovviamente anche perché dobbiamo stare in mezzo alle persone, almeno un altro paio le possiamo sentire e poi andiamo in pubblicità, certo. Perché l'abbiama saltata, ci hanno dimenticati pure il break. Guarda. Sei sicuro che non sia un sit-in? Io ti metto, guarda che non è un sit-in. Buonasera. Sì. Di dov'è lei, signora? Io sono di Cavarzere, ma sono americana. Americana, sul serio, è la prima volta che viene... Tante volte sono venute qua. Torna sempre. Adesso non lo so se torno il prossimo anno perché non era organizzato bene qua. Lei è originaria di Cavarzere ma abita negli Stati Uniti? No, io sono di Stati Uniti ma abito a Cavarzere. Perfetto, avevo capito. Sì. E Sì, che parla in italiano. Tutti a Cavarzere, anche sono parenti americani. Sì, parenti, la figlia, fidanzata, ma lui è di Galles. Ah, del Galles? E lei è di Petorazza, un altro paese vicino. Adria. Ah, vicino ad Adria, perfetto. Sì, Sicuramente siamo qui. non sarete delusi, poi lei l'ha visto tante volte. Sì, ho visto tante volte, è bellissima. È bellissima, ma mi è piaciuto di più quando era più libera. Adesso con il settore è molto più complicato. Si è prenotata lei comunque? Sì, certo. Ho prenotato. Sì. È arrivata a Cavarzere dagli Stati Uniti? Per lavoro. Mio marito è stilista, Jeffrey V. Small. Quindi, stilista, vediamo tutto il mondo. Quindi, sì. Complimenti. Sì. Complimenti, grazie. Buona serata. Eccoci qua. Insomma, abbiamo trovato anche uno stilista Va bene, Filippo. famoso in tutto il mondo. Io vedo... ok. Sì. Allora, fermo lì, stiamo vedendo ancora le immagini del drone dall'alto. Guarda che ti avevo detto, ma so che stasera è difficile perché avete molte persone, rumore intorno. Stai solo attento che non sia un sit-in e all'improvviso si svela essere altro chi è intorno. Sto scherzando. Fermo lì. Le immagini del drone che erano bellissime sono tornate a riproporcele in questo momento in diretta. Come vedete cambiano anche le temperature dei colori e le immagini mano a mano che passano anche i minuti. È un'ora, anzi un po' più di un'ora che siamo in onda in diretta, di fatto in questo momento un'oretta, e ci fermiamo pochi istanti, poi vi racconteremo ancora la storia dei fuochi con chi li fa, quindi gli artigiani di questo spettacolo, tra l'altro intervistati proprio da Filippo Fois, e torniamo a collegarci con tutti. A tra poco. Torniamo in diretta, sono le 21:17 in questo momento e siamo pronti a ricollegarci con i nostri inviati per l'attesa verso le 23:30, fino alle 23:30 con i fuochi del Redentore. Prima di tornare da tutti vi voglio far vedere chi i fuochi li ha firmati, come dicevamo, in questi anni, e che ci spiega un po' i segreti dietro a questa magia tutta artigianale. Vediamo. Lo spettacolo pirotecnico sul bacino di San Marco rappresenta il momento più suggestivo della ricorrenza del Redentore a Venezia. Fin dalle origini, la festa nata nel 1577 per celebrare la fine della devastante epidemia di peste che provocò in città circa 50.000 vittime, prevedeva l'accensione di fuochi e l'uso di artiglieria. Oggi questa tradizione si è evoluta in un grandioso spettacolo pirotecnico moderno.
tutto è cambiato, è evoluto, le coreografie, i disegni, e poi negli ultimi 10 anni abbiamo ampliato il fronte di fuoco al massimo della distanza di sicurezza disponibile in bacino, quindi sfruttiamo tutto lo spazio al meglio possibile. Antonio Parente lavora per la ditta che realizzò per la prima volta i fuochi d'artificio del Redentore per la festa del 1989, quella del famoso concerto dei Pink Floyd. Dal punto di vista pirotecnico, un'era geologica fa. Abbiamo un fronte di fuoco di 400 metri, che è una cosa molto impegnativa ed è cambiato tantissimo. Una volta era molto più semplice, c'erano solo pontoni grandi, adesso sono stati aggiunti negli ultimi anni dei galleggianti più piccoli per allargare il fronte, fare coreografie più dinamiche e più spettacolari. Dietro quella mezz'ora di spettacolo c'è un lungo lavoro di preparazione che spazia nel tempo, dall'ideazione, dalla progettazione dei fuochi d'artificio fino alla loro realizzazione materiale e quindi all'allestimento in laguna di tutto ciò che è necessario per mettere in scena uno spettacolo unico nel cielo di Venezia. All'incirca si parla di qualche migliaia di 5, se non sbaglio, migliaia di pezzi di artifici. Sono artifici di vario tipo, di vari calibri, dai più piccoli ai più grandi, che hanno colori e coreografie completamente diverse, e quindi per un totale più o meno è una cifra del genere, anche perché si deve passare i 35 minuti, insomma una cosa abbastanza impegnativa. Intervista di Filippo Fois, prima di tornare da Lorenzo Maier a bordo con Marco Stabile, vediamo con Ilaria a Palazzo Ducale se c'è, perché so che ha un ospite. Esatto, dai Ilaria, flash con voi. Intanto è cambiato, come vedete è un po' più scura la serata su Venezia, un orizzonte bellissimo. Vai, prego. È più scura, ma ad illuminarla abbiamo Ermelinda Damiano, assessore al sociale. Permettimi di dirlo, allora l'abbiamo strappata dalla cena, ma insomma per commentare questa meraviglia che c'è alle nostre spalle. Beh, è una cornice davvero unica e già da qui si percepisce tutta la gioia, l'entusiasmo di quello che è uno dei momenti simbolo della nostra città, una grande tradizione sentita da tutti i veneziani ma soprattutto dai giovani. Ecco, assessore, appunto, assessore ovviamente al sociale ma anche alle politiche giovanili. È importante come momento anche per attrarre e tenere soprattutto i giovani, purché poi siano responsabili, perché questo lo dobbiamo dire anche a quelli che ci stanno magari guardando. Lanciamo anche un appello. Assolutamente, lanciamo un appello affinché si viva questa serata con rispetto, con responsabilità, anche divertendosi, però sempre con la testa sulle spalle. È una festa che, come dicevamo, coinvolge appieno i nostri giovani e noi istituzioni, ma anche noi adulti abbiamo la grande responsabilità di trasmettere quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra identità e le nostre radici. Quindi un ringraziamento va senz'altro a tutti quei veneziani che riescono con grande passione e anche con grande dedizione a far sì che le nostre radici vengano valorizzate, soprattutto in questi momenti, che sono momenti di unità, di coesione, e dobbiamo davvero viverli con questo intento, celebrando una storia straordinaria che è la storia della nostra città, ma anche guardando al futuro, quindi partire dal passato, dalla storia, per guardare al futuro e alle nuove generazioni. Ecco, assessore, un'ultima domanda, poi la lascio insomma alla sua serata. Abbiamo visto tanti modi di festeggiare il Redentore, c'è chi lo fa con le tradizionali tavolate, c'è questa splendida ed esclusivissima cena qui a Palazzo Ducale, però c'è questo festeggiamento sulle barche che forse potremmo dire non è uguali. No, assolutamente, è uno scenario unico e quasi l'invidio. E il vero Redentore è quello in barca, vissuto dall'acqua, nella magia di una città unica al mondo che ci invidia in tutto il mondo, e quindi davvero un augurio a tutti i veneziani in qualunque modo, ma di vivere appieno questa serata.
Ecco, e naturalmente il tempo stringe, noi siamo sempre più curiosi di sapere che cosa ci riserveranno i fuochi di quest'anno. Sicuramente saranno splendidi e spettacolari, ogni anno non ci deludono mai, quindi noi aspettiamo con trepidazione anche lo spettacolo di questa sera. Grazie all'assessore Ermelinda Damiano. Tu, se non ci sono domande, Ferdinando, dallo studio, no, posso restituire intanto la linea? Torniamo da te tra pochissimo. Ringrazia Ermelinda Damiano, bellissima davvero l'inquadratura. Con voi compreso, ovviamente, dobbiamo dirlo, ma perché è scontato, ma bisogna ricordarlo. E abbiamo visto due immagini che mi preoccupano moltissimo. Intanto abbiamo beccato Marco Stabile che mangiava, dopo torniamo da lui. E qui invece c'era una festa con balli e non solo, con Lorenzo Maier e Alberto Pivetta. Lorenzo, da te. Eccoci. Bellissimo. Eccoci. Che succede Ciao lì? Ferdinando, siamo qui in una tavolata qui lungo le rive, sentite la musica, è una tavolata particolare. Adesso Sara ci dirà, perché comunque stanno mangiando, e Sara, ecco, un attimo che la portiamo qui, un attimo perché siamo lì. Eccoci, allora, ciao Sara, grazie per essere con noi. Allora, è una tavolata particolare questa. È una tavolata particolare perché per la festa del Redentore ci riuniamo fra amici che non sono proprio veneziani, anche se facciamo qualcosa di tipico legato alla festa. Oggi però la persona che doveva venire a fare le sarde in Saor non è riuscita a venire e abbiamo rimediato con un piatto, diciamo, della mia regione, che sono le bombette di carne. Sarebbero degli involtini di carne ripiena. Perché appunto il Redentore è una festa veneziana, ma che ha seguaci in tutta Italia, direi in tutto, forse anche l'Europa e il mondo. Assolutamente sì. Ecco. Poi Sara è siciliana di origine, ma è qui veneziana da lungo tempo, attiva anche molto in parrocchia. Non so se ricordi Ferdinando, i bambini che vendettero a Papa Francesco i rosari. Ecco, lei è la catechista di quei bambini. Bravissimo, ricordi proprio bene. Sono una catechista della parrocchia del Santissimo Redentore di Sant'Eufemia e in quell'occasione, quando venne Papa Francesco, un bambino ha venduto un libretto. Quindi l'abbiamo ritrovata anche qui questa sera. Come mai il colore viola? Allora, diciamo che ogni anno facciamo dei colori differenti. Quest'anno il viola perché è un colore abbastanza energetico che collega il cielo e la terra, l'acqua, l'aria, e quindi è un colore che attiva la positività, e oggi più che mai abbiamo bisogno di positività. Allora ci dici cosa mangiate questa sera, cosa c'è in tavola? Allora, intanto abbiamo già mangiato tantissime altre cose. In tavola in questo momento ci sono le bombette e poi verdure del mio orto arrostite e condite. Finiamo poi con un bel gelato e l'anguria. E da quanto tempo preparate questo ritrovo tra voi? Da tantissimi anni, sarà 23 anni di continuo, proprio tanti. Sempre qui in questo posto? Sempre qui in questo posto, in Isola della Giudecca, qua, proprio qui. Si vedono bene i fuochi da qui? Vedono benissimo, sì. Ecco, invece per preparare, per mettervi d'accordo, quanto tempo fa avete cominciato a organizzare? Allora, i preparativi vanno almeno da 2 settimane, forse anche 3. Si ci organizza che ognuno di noi porta un qualcosa e la festa la si fa in linea di massima un po' comune. Ecco, dicevi 23 anni, una ventina d'anni. In questi 20 anni da veneziana d'adozione, diciamo così, hai visto cambiata la festa oppure no? L'ho vista sì cambiata. Guarda, in questo momento non ti so dire se è peggiorato o meno, ma comunque è cambiata sì. E siccome il viola è il colore della positività, diciamo sì, cambiata è meglio. Poi Ferdinando sì. ci hanno raccontato una cosa importante, perché abbiamo parlato della Sicilia. Io
confesso in diretta che non sapevo questa cosa. Incredibile. Ma anche a Bergamo in questi giorni si sta festeggiando il Redentore a Bergamo, perché era Serenissima che aveva, diciamo, avuto rapporti con Bergamo. Sì, confermo anch'io, ho un'amica di Bergamo che approfitto nel salutare, si chiama Ivana, e oggi festeggiano anche loro il Redentore. Quindi è un allora, evento Lorenzo, che la Venezia ha avuto molte... Si è ramificato tanto. Vediamo le immagini di Simone Merlo. Lorenzo, torniamo da te tra poco. Intanto voglio ricordare due cose che appunto ulteriore conferma di come Lorenzo conosca anche le pietre di Venezia e come vedete un amore straordinario per la città di migliaia e migliaia di persone. Discutiamo sempre della riduzione del numero di residenti a Venezia, ma si ama Venezia anche se non si abita soltanto in terraferma o in provincia, nella provincia metropolitana di Venezia. Questo è ovvio, è un'occasione, mi preoccupa, la vedo quell'immagine lì, l'ho vista ragazzi. Cosa sta combinando Fois? Fatelo vedere. Però dopo andiamo da Stabile, adesso arriviamo anche da lui. Ma cosa fa? Partecipa al sit-in. Vabbè, dopo la pubblicità andiamo da Marco Stabile. Abbiate pazienza ragazzi, ma abbiamo tantissimi collegamenti continui. Eccolo lì, c'è pure il coccodrillo lì. Quindi non solo il delfino Mimmo o Nane, come dir si voglia, ma abbiamo pure il coccodrillo. Va bene, pochi istanti davvero. Marco, arriviamo lì da voi. Ricordo anche come Lorenzo Maier, visto che abbiamo citato la visita di Papa Francesco, fu l'unico a intervistare Papa Francesco, il nostro Lorenzo Maier in diretta per Antena 3. A tra poco. Allora, torniamo in diretta al Redentore, sono le 21:32, so che non mi sentirà, quindi gli do la linea perché sarà impossibile data la festa, ma oltre al delfino abbiamo il coccodrillo. Marco, come si chiama? Allora, il coccodrillo non so, di solito si domanda come fa, ma c'è Jessica da Milano. Ciao Jessica! Ciao a tutti! Il coccodrillo non lo so neanche io come fa. Nemmeno su, però so che volevi rivolgere un saluto a casa. Sì, alla nonna, alla mamma e al papà. Molto bene, ti stai divertendo? Molto, moltissimo. Questa festa del Redentore per te è una novità? È una novità, la prima volta. Molto bene. Sentiamo anche l'equipaggio che è qui vicino, che mi pare sia promettente. Ciao ragazzi, voi dove siete? Io sono Alberto, sono il figlio di Jessica. Il figlio? Sì. Di mio papà, Alberto. Sta tutti assieme? Ok. Il coccodrillo fa parte della famiglia? Fa parte della famiglia, sì. È il nipotino. Con questo caldo gli facciamo fare un bel bagno. Io gli do da mangiare sempre. Una bella festa, andiamo avanti. Ciao ragazzi. Marco, aspetta vedo i lampi, che mi aiuto così. vedo Andiamo lampi però. da un'altra amica che ha chiesto. Sì, i lampi, sta iniziando a piovere, ma noi non molleremo. Questa nostra amica che insomma ha voluto, diciamo così, esprimersi in diretta all'Antena 3 e noi non potevamo esimerci. Ora in qualche modo arriveremo in vicinanza. Come dicevamo, inizia un temporale, diciamo così, nella zona est rispetto a Piazza San Marco, con un po' di pioggia, ma al momento sta tenendo. Speriamo non peggiori. Aspetta che dopo Jessica, non so se con il nostro comandante riusciremo a fare questa manovra molto complicata anche dai tanti fuoribordo. Eccoci qua, ci arriviamo in qualche modo. Ciao ragazzi, intanto presentateci l'equipaggio. L'equipaggio è importante, un equipaggio importante. Siamo in Luca da Venezia. Benissimo, e tu che invece hai richiesto il nostro intervento specifico, adesso vogliamo un'intervista dedicata. Ciao, come ti chiami? Elisabetta. Elisabetta, ti stai divertendo? È bellissimo, come ogni anno. Sei veneziana? Sì. Bene, cosa significa per te questo Redentore, questa festa, questo stare assieme? Vuol dire condividere una cosa proprio per noi veneziani, una festa sentita solo per noi. Molto bene. Voi siete anche voi in versione disco, diciamo così? Per forza, bisogna. Tu sei? Vincenzo, calabrese. Calabrese veneziano d'adozione. Veneziano, Molto bene. Ragazzi, divertitevi, grazie. Passiamo a quelli del salame, invece, che prima ci hanno foraggiato. Grazie anche per il vostro intervento. Come vedi abbiamo la fortuna, diciamo così, di avere richieste di intervista da molte bellezze locali. Devo dire che venendo dalla città con il più alto tasso di
d'Europa sono sensazioni nuove, Ferdinando, quindi mi dovrai scusare. Allora, non lo avete capito bene perché è andata via ma era invece... diciamo l'alto tasso di presenza di Angers, questo volevi dire, diciamo a Trieste, ho capito. Sì, diciamo che Trieste, quando diciamo che le mie fan triestine viaggiano over 75, quindi sai, esatto. Sono momenti difficili a una certa età avere riscontri anche sotto i 30. Vabbè, occhio che qua il fuoribordo se ne va. Ragazzi, questa è la birra, ho capito, ma io volevo farvi parlare. Ragazzi, che serata è? Una serata fantastica, c'è un desiderio che si aspetta tutto l'anno e anche più sentito magari di Capodanno, potrebbe essere. Di Capodanno, insomma, vi date appuntamento, create l'equipaggio, raccontaci un po' qua chi abbiamo attorno. Si attracca tra amici, anche chi non si conosce, e si sta insieme, si condivide tutto praticamente. Quindi amici o non amici, ci si attracca, si lancia una cima, si sta insieme e si fa festa, come vedete, davanti a Piazza San Marco, attendendo i fuochi alle 23:30. Ora sta alzando anche vento, in questo momento non piove, speriamo resti così e facciamo ancora Marco. questa barca. Se possiamo, ragazzi, allora, sì. Devo andare da Fois, vai, un ultimo flash. Vai. Sì, vai da Fois, vai. Allora, benissimo, se mi date Filippo, così a sorpresa, senza che lui sappia niente. Così, ecco, vedi, ecco, l'abbiamo beccato. Filippo. Sì, eccomi qua. No, non vorremmo disturbarti, sì, sono diciamo. Non vorremmo disturbarti, no, in effetti, non vorremmo... Sei tornato ai tempi dell'università, diciamo. Vai, prego. Allora, sì. Allora, già che ci siamo, ti presento un paio di persone. Tu ti chiami? Maria. Le anche sai i Anna. nomi. E voi di dove siete? Di Udine. E di Udine. Ah, benissimo. Mentre qui abbiamo... Silvia. E di dov'è lei? Sì. Desenzano del Garda. Allora, qui abbiamo un sacco di gente che adesso vi fa vedere Sandro Ponchio, e sono tutti studenti fuori sede che sono venuti a festeggiare il Redentore. È la prima volta? Confermo, la prima volta, sì. Come tutti questi anni a Venezia? Sì, però quest'anno, l'ultimo anno di studi, abbiamo detto dobbiamo esserci. Ah, caspita. E quindi Aspettate, come adesso siete qua ad aspettare i fuochi, poi cosa succede? vedremo i fuochi e poi continueremo la festa, vedremo dove. Ah, ok. Dove ci porta il cuore. Decidere, ok, perfetto. Allora io vi farei anche, giusto per farvi capire quanto Venezia, a Venezia ci sia tutta Italia. Allora qui abbiamo Simona da Milano. Deborah. Da dove, Deborah? Ah, da Vodo di Cadore. Cortina. Bene. Francesca, Monza e Brianza. Benissimo, vedi che allora, e qua invece abbiamo la parte Sardegna-Sicilia, se non erro. Bravo, la vai, Sardegna andiamo. è lui. Lei è la Sì, Dov'è? provincia di Cagliari. E studia qui a Venezia. All'Accademia di Belle Arti. Ed è la prima volta anche per lei qui alla... Mentre qui invece... Siamo padovani, siamo quasi autonomi. Padovani. Stavo un po' siete qua abbiamo la Sicilia, ma lei si spacciava per uno di Castello fino a poco fa. Mi voleva sentire. Lavoro a Castello. Lavora a Castello? Sì. Ah, ok. Ma è studente o proprio lavoratore? Lavoro in posta. E quanto tempo è a Venezia? Da quanto tempo sto a Venezia? Oggi. Ah, non è... ah, ok, allora proprio quindi ho capito, perfetto. Siamo a Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto. Quindi non c'entrate niente, ma com'è che conoscete tutte queste università? Ci siamo incontrati oggi. Ok. Vabbè, non Va bene. fare altre Allora, domande, aspetta che vado a Filippo. chiedere. No, infatti, aspetta però un'ultima. Non approfondire, diciamo. Va bene Dice che vi così. hanno conosciuto stasera, Sì, ragazzi, là in fondo li abbiamo conosciuti stasera. ma dopo ve li portate dietro. Niente, lui chiede. Noi non portiamo dietro nessuno, al massimo ci seguono. No, dai, sto scherzando, va bene. Ok, non so se ho presentato tutti, forse mancavano. Voi di dove Questa siete? zona. Guarda. Ah, aspetta un attimo, qui. Viterbo? Lui. Viterbo? No, io Milano, io qua dietro. Qua dietro. Io Marchigiana di Fabriano. Perfetto, lo avevamo fatto. Sì, sono di Padova, sì. Scusate, siete talmente tanti. Va bene, Ferdinando, allora io direi che ti posso salutare a questo punto e ci rivediamo tra un po'. No, ma se vuoi restiamo con te, eh. Cioè, ti vedo... Era scattata anche la gelosia a un certo punto, ho notato, eh. Sì, esatto, eccolo qua. Va bene. Va bene, grazie a Filippo Fois grazie. con Sandro Ponchio. Allora, avevamo detto, ed è lì in attesa... Ma caspita, bravissimo.
A onor del vero, non so quale cattiveria mi stesse restituendo Filippo Fois, ma va bene così, non l'ho sentita. È lì in attesa da un po' con il già vice sindaco e oggi consigliere della Lega Andrea Tomaello, la nostra Ilaria Marchiori, che non so se ibridate mi sente. Ila, eccolo qua, quindi vai pure con Tomaello, prego. Sì, eccoci qui Ferdinando, siamo insieme ad Andrea Tomaello, avevamo provato anche ad intercettare il presidente della Camera Fontana che prima ci ha detto il direttore Doria essere tra gli ospiti, ma ovviamente vuole godersi la serata. Invece c'è l'ex vice sindaco Andrea Tomaello, consigliere regionale, insomma uno spettacolo meraviglioso, un redentore che anche quest'anno, almeno finora, si sta dimostrando l'anima per i veneziani. Sì, assolutamente, la notte famosissima, diciamo la festa centrale per tutto il popolo veneziano, importante, macchiata un po' dal maltempo di questo pomeriggio, speriamo non nella serata. Per ora vediamo che tutto va bene, tante persone come sempre, un'organizzazione devo dire anche buona, se non perfetta, perché insomma questo tipo di manifestazioni adesso richiedono anche delle misure di sicurezza importanti e come vediamo anche delle numerose luci blu che ci sono in bacino di San Marco oggi, ci sono abbastanza forze che controllano che tutto vada per il meglio, quindi la speranza è che sia una notte bella, felice, di gioia per tanti cittadini veneziani. Abbiamo visto che la macchina della sicurezza è davvero imponente. Sì, assolutamente sì, dalla protezione civile al soccorso sanitario, polizia e tutte le forze di sicurezza in campo per fare in modo che ci sia un divertimento nei limiti e naturalmente che ci sia tutta la sicurezza possibile, ecco, perché insomma rispetto a tanti anni fa, quando ormai era tutto libero, adesso le leggi sono cambiate, le norme sono cambiate, purtroppo anche tante persone sono cambiate, quindi bene che ci sia tutto questo controllo e che la gente si diverta in sicurezza. A voi date la possibilità, devo dire, di ammirare questo spettacolo dalle 11:30 in poi ai tanti cittadini che magari da casa non possono muoversi, non vogliono muoversi e possono guardare da casa questo spettacolo. Penso che sia davvero un bel servizio, l'ho scoperto oggi, devo dire, quindi vi faccio i miei complimenti. Grazie, credo che sia importante per chi non può muoversi, non può raggiungere insomma questi punti strategici della città e quindi riuscire a permettere un po' a quante più persone possibile di poter godere di questo splendido spettacolo pirotecnico. Ringrazio Andrea Tomaello, tra poco dovrebbe raggiungerci il sindaco Venturini, dunque appena arriverà vi chiederemo la linea. Era esattamente la domanda che volevo farti, la brava, perché so che appunto... Vedi Ferdinando, ti ho anticipato. Ecco, prima dello spettacolo chiaramente avrai al tuo microfono anche il sindaco Simone Venturini che si gode il suo primo redentore da sindaco. È pronto Lorenzo Maier, subito Lorenzo con Alberto Pivetta. Cosa ci racconti adesso? Allora adesso siamo in fondamenta alla Giudecca e siccome si dice i veneziani, i giudecchini ci sono, abbiamo trovato una famiglia. Venite qua, non interroghiamo, non c'è pericolo. Allora, una famiglia con anche un bambino che si sta godendo il suo primo redentore. Quindi veramente un bel quadretto familiare. È il secondo redentore che si gode, è riuscito già a farlo l'anno scorso. Voi abitate alla Giudecca, com'è per voi questa festa? È bella anche se negli ultimi anni si è un po' rovinata, diciamo, non è più propriamente dei veneziani. Però voi siete qui oggi a festeggiare. Siamo qua ogni anno, cerchiamo di esserci. Ecco qui, come ti chiami? Jacopo. Davide. Quindi si sta comportando benissimo anche in mezzo a questa confusione, molto buono. Aspettiamo inizi a divertirsi. Sì. E state guardando anche un po' il meteo o no? Abbiamo visto che forse verso le 10-11 arriverà brutto, ma speriamo di no, speriamo di riuscire a vedere i fuochi. I fuochi cosa sono per voi veneziani? Cosa rappresentano un po' questo spettacolo ogni anno uguale ma sempre anche diverso? Il protrarsi di una tradizione importante. Sì, anche per me condivido, è una tradizione.
È difficile vivere a Venezia. Bravo, esatto. Bella qui domanda. magari io sono anch'io veneziano, quindi si dice che anche in centro storico ci sono difficoltà, però noi resistiamo. Noi resistiamo e devo dire che alla Giudecca si riesce ancora a vivere bene. Questa è la domanda. Bravo Lorenzo, Come anche avete perché sono una giovane coppia. Questa sera come state festeggiando? Come stiamo? Festeggiando, come state festeggiando? Abbiamo mangiato a casa e siamo usciti solo per goderci la festa. Avete incontrato però tanta gente, anche tanti amici qui? Sì, in riva si incontrano sempre amici. Voi siete proprio nati qui o vivete qui? Di Venezia, sì. Ecco, tu ti ricordi per esempio un Redentore di quando eri bambina? Sì, di solito noi lo passavamo in barca. E tornerete a passarlo in barca magari quando lui sarà un po' più grande? Quando sarà un pochino più grande sarebbe bello. Lorenzo, sì, sarebbe Lorenzo, devo lasciarti, aspetta. Ultimissima cosa vi chiedo, poi vi lascio andare a festeggiare. Se voleste fare, se doveste fare un augurio, un pensiero a chi ci sta seguendo per questo Redentore, questa festa veneziana. Che sia un Redentore felice per tutti. Con questo augurio di felicità ringraziamo soprattutto direi il più piccolo della famiglia per la pazienza. Immagini che sono spettacolari davvero, dei lampi dietro San Marco. E a proposito, dall'omonimo, da Marco Stabile andiamo a un flash perché poi torniamo da Giovanni Giusto che è con Ilaria Marchiori. Marco, se tu mi senti, ci descrivi questa scena. Marco, vediamo se mi sente, se no niente. Guardate che immagine. Sì, una scena veramente pazzesca. I fulmini dietro a San Marco che ci fanno capire come potrebbe arrivare un temporale molto forte, però anche questo fa parte di una scena spettacolare. Sembra un anticipo dei fuochi d'artificio da parte della natura che saluta la notte e la festa del Redentore. Una cartolina meteo che diventa una cartolina della città in festa, anche se naturalmente tutti sperano che poi la perturbazione abbia una deviazione lontano da Venezia. Intanto però questa è l'istantanea che vi forniamo: festa in barca e fulmini dietro al campanile di San Marco. E prego Simone di restare con questa immagine che è davvero stupenda, che ci consegna in diretta. Vedete anche il Ducale dove adesso andiamo a collegarci perché c'è Ilaria Marchiori. Teniamo in doppia finestra con questa immagine dei fulmini ripresi da Simone Merlo dietro al Paron, dietro al campanile. Ilaria, se ci sei, perché so che appunto sei con Giovanni Giusto lì alla telecamera di Mattia Pizzaia, vai Ilaria. Eccoci qui, allora noi prima quando abbiamo iniziato la nostra diretta abbiamo già sentito un po' di racconti di Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato alle tradizioni per il comune di Venezia, quindi adesso che Giusto è qui con noi ci dirà qualcosa di diverso, perché più di lui davvero qui nessuno ne sa di tradizioni veneziane, quindi anche del Redentore. Giovanni. Sicuramente, ma soprattutto della continuità, perché quello che vediamo qua, un bacino di San Marco colmo di imbarcazioni, va bene, tutte luminose eccetera, presenti in quella che è per noi la notte magica, va bene, la notte dei fuochi, no? Ecco, quindi è un qualcosa che viviamo, pensa, costantemente, va bene, da quando inizio a ricordare ed ero bambino, che con il Sandro, mio papà, mia mamma e mio fratello arrivavamo, va bene, ancora all'imbrunire, dove si mangiava, se si condivideva, ogni tanto arrivavano piatti e non sapevamo di chi era, ma non importa, i nostri partivano altrove eccetera, in attesa appunto del momento clou che sono i fuochi. Ma alla fine lo spettacolo pirotecnico, lo sarà anche questa sera, è spettacolare, cioè è il motivo che muove un po' tutto, no? Ma la vera attesa, quella in un luogo distante anche dalla terra, perché i veneziani non rimangono sulla fondamenta, sono là in acqua, va bene, e convivono tutti con un'armonia pazzesca, capito? Come fossimo tutti seduti a tavola assieme in acqua, là dove c'è il nostro ambiente, il nostro sistema naturale.
E infatti se ne parlava prima anche con l'assessore Damiano, ha detto: io sono felicissimo ovviamente di essere qui a questa cena esclusiva a Palazzo il vero Redentore in acqua. È là. Non esiste altro luogo. Palazzo Ducale è l'unico palazzo che esiste a Venezia, è Palazzo Ducale, per il rispetto del palazzo del popolo in pratica, Palazzo del Doge, cioè il cuore di Venezia è questo, no? Tutte le altre erano a casa. Ma neanche da Palazzo Ducale puoi dire ho visto i fuochi, perché i veri fuochi si vedono dall'acqua, non c'è niente da fare. E in armonia non soltanto con la tua famiglia, ma la grande famiglia di veneziani e anche non, però che in questo momento si intingono in quella che è la tradizione vera veneziana, la rispettano nella totalità e quindi la famiglia è vera, perché con le nostre presenze noi stiamo portando avanti una delle tante tradizioni, ma forse la più famosa, tradizione veneziana, e con essa quindi la storia di Venezia. E la storia è come si deve vivere la città. Non dobbiamo essere servili o servire comunque all'esigenza del turista quando arriva, perché se fa il giro del mondo per arrivare a Venezia per mangiarsi il cheeseburger che ha mangiato prima di partire può stare e arrivare a punta di piedi e di confondersi con chi ancora porta la venezianità, quella vera, e imitarlo. Così si ne abbiamo sicuramente un esempio. Tra l'altro, Ferdinando, possiamo approfittare della presenza di Giovanni Giusto per girare un attimo la telecamera? Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori in realtà dove siamo realmente, perché voi state vedendo l'esterno, però Giovanni, noi rimaniamo qui mentre la telecamera si sposta. Guardate noi vi vogliamo anche far vedere la magnificenza della sala dove siamo. Ne può parlare lei, Giovanni? Sì, ce lo descrive assolutamente. Beh, questo è l'apoteosi di quello che era il sistema politico di una repubblica, va bene, che non è mai stata, che non è mai caduta, attenzione al termine, perché si cade quando bellicamente si viene sconfitti. In realtà neanche Napoleone ha fatto cadere la Repubblica, si è sciolta con una votazione proprio in questa sala. Qui quella famosissima notte dove lo stesso Manin, va bene, disse, dopo la votazione che ha deciso che la Repubblica dovesse cessare, la famosa frase ha detto: stanotte non siamo sicuri neanche nei nostri letti. E Manin, diciamo che in un certo qual senso ha tradito, nel vero senso della parola, anzi ha tradito, anche perché quella sera si è votati qui dentro senza il numero legale, quindi sarebbe da invalidare, però purtroppo i secoli sono passati. Però per dire, da quella volta i veneziani ancora non hanno dimenticato, perché per colpa di Manin noi abbiamo perso la continuità, cioè la Repubblica, l'autonomia, il governo, eccetera. E pensa che quando ero bambino mia mamma, quando magari rompeva un piatto del servizio buono, no? Oppure mio papà quando andava a tirare una pedata col ditino del piede su una zampa di una sedia, che è dolorosissimo, cioè hai il tempo di capire che arriverà il male, no? Mai quel secondo così dove riesci a pensare cosa dire per poter alleggerire il dolore. Beh, sia mia madre quando rompeva il piatto che mio padre in questo caso, eccetera, invocavano Manin. E diceva: lasciatemelo dire, va bene, è un modo di dire che ancora è valido, perché anch'io ancora lo dico e lo faccio, va bene, davanti a tutti, e quando ti succede qualcosa di anomalo è sempre colpa di Manin, e quindi si dice in culo a Manin. Ecco, avete sentito, a distanza di quanto tempo siamo qui invece adesso a goderci questi fuochi? Pensa dal 1797, purtroppo, era maggio, va bene, proprio qui dentro. Infatti l'ambiente è stupendo ed è quello che alleggerisce, diciamo, la tristezza che in realtà proprio qui è stato deciso di far cessare la Repubblica, no? Basta guardare l'infinità delle tele, dei quadri che abbiamo, insomma, che sono qualcosa di spettacolare. Là abbiamo il Paradiso, è composto da un numero esorbitante di personaggi che soltanto per riuscire a leggerlo e a inquadrarli tutti, no, con i propri occhi non basta una giornata, sono talmente tanti, eccetera. Sono quadri famosissimi, peccato che non ci sia
il quadro dove c'è lo scontro della battaglia di Lepanto, dove da una parte capitanato da Ali Pasha, va bene, il turco, e dall'altra le due galee che si incrociano quasi, dove c'è Sebastiano Venier, il vero comandante trionfante della battaglia di Lepanto. Che pensa, la curiosità, là non si vede, no? Ma il Sebastiano Venier non riusciva a portare quello che c'era il calzare, insomma la scarpa per combattimento per la galea, no? E quindi andava, pensate, ha fatto la battaglia di Lepanto in pappuse di lana, e qualcuno ha detto guarda che sei pericoloso, perché se ti prendono, e lui rispose ma ti vuol che con tutti i spassi che mi ciappa proprio sul calcagno, fu ferito sul calcagno. Ecco, quando si dice proprio il tallone d'Achille, facendo altre citazioni, ecco. Allora io ringrazio tantissimo Giovanni Giusto per aver arricchito ancora di più questa nostra diretta. Sì, dimmi. Altro che occhio che te conto, noi lo ascolteremmo per ore, quindi se vuole tornare anche più tardi va benissimo. Allora, aspetta Ferdinando, aspetta che ha detto altro che occhio che te conto. Pronto? Sì. Altro che occhio che te conto. Adesso potrei sentirti, se vuoi ripetere. Giovanni, altro che occhio che te conto, dicevo. Quindi quando vuole torni durante tutta la serata, perché io avrei ascoltato per ore. Quindi è un modo magico per raccontare questa città splendida e tutte anche la sua storia, le curiosità, e quindi torni pure più tardi anche, va bene? Ma senz'altro, grazie. Questa è la notte speciale, quindi il massimo per Venezia, e grazie invece a voi che seguite la serata e potete riproporla a chi magari non ha la possibilità di viverla come noi. Grazie. Va bene. Grazie. Grazie Giovanni Giusto. Ferdinando, ci sentiamo tra poco. A tra poco. Grazie davvero a Giovanni Giusto con Ilaria Marchiori. Chi è pronto? Ditemi voi, andiamo subito al volo. Come detto, c'è una preoccupazione che è quella del meteo. L'avete visto, noi qua sentiamo nello studio di San Biagio a Treviso i tuoni fuori. A meno che io non abbia le visioni e quindi uditive. Fatemi sapere se è vero, perché il nostro Marco Stabile ci ha dato un quadro anche di quello che è il rischio dalla barca, di quel che si vede in quell'immagine straordinaria dietro San Marco, ed è vero anche, lo dico ancora una volta, citando Giovanni Giusto di pochi istanti fa, che i veri foghi si vedono dall'acqua, motivo per cui noi in questo primo anno di questa diretta straordinaria raccontiamo il Redentore anche dall'acqua. Lorenzo, un flash, torniamo da te, poi da Marco Stabile. Vai Lorenzo. Non lo sentiamo? Un po' piovendo, grazie. Sì. Davide, come va? Va molto bene, l'esclusione della pioggia ovviamente. Speriamo che finisca per i fuochi. Speriamo di sì. Comunque dovrebbe durare per poco, dai. Come vi siete organizzati per questa serata? Allora, per questa serata abbiamo un tavolo, appunto. Ottenerlo non è stato per nulla semplice in realtà, e sono alcuni step da dover fare, ad esempio mandare delle email alla polizia per prenotarsi, appunto, però devo dire che una volta fatto è stato molto gratificante. Ecco, ricordiamo che è gratuito, ricordiamo che quanti siete qui nella vostra tavolata circa? Siamo poco meno di una ventina. C'è anche Elisa che si sta nascondendo, che qua mi hanno detto che è l'organizzatrice o la coordinatrice, sta facendo finta di nulla, ma le immagini di Alberto ve la faranno comunque vedere. Grazie Elisa per... ecco, vedete, è timida, ma ha comunque coordinato l'organizzazione. Siete felici comunque di esservi ritrovati qui quest'anno? Sì, siamo molto felici e aspettiamo i fuochi classici del Redentore anche quest'anno. Posso chiedervi cosa avete mangiato o cosa state mangiando? Allora, dalle classiche cose come delle pizzette e altro, ma ad esempio anche pasta, davvero un po' di tutto. Un po' di tutto, l'importante è stare in compagnia. Esatto, l'importante è divertirsi e stare in compagnia. E poi come finiti i fuochi andrete al Lido oppure state qui? Finiti i fuochi ad un certo punto
credo all'incirca intorno all'1, non sono sicuro, dovremmo preparare e mi sa che ci divideremo probabilmente o troveremo qualcos'altro da fare. Quindi questa notte si dormirà poco? Lorenzo! Lo spero. Devo Per andare. il meteo, perché se il meteo è buono si può continuare a far festa. Lorenzo, se piovesse sentiamo ancora sarebbe Davide, più vai. difficile. Esatto, sarebbe di sicuro meglio che smettesse di piovere. Allora, siccome voi avete l'ombrello, non c'è da Marco Stabile, mi date Marco Stabile, scusa Lollo ma devo volare perché poi abbiamo la pubblicità e la pioggia la stanno prendendo lì, eccolo là, si è vestito infatti in pieno stile triestino, lo vedo, il nostro skipper Marco Stabile. Marco, perché? Che succede allora? Butta male? Sì, è iniziato a piovere, c'è vento, ora c'è una parte di fuggi di chi non ha diciamo un tetto, un tendalino resistente, una tuga che possa proteggerli, e una parte invece diciamo così resiste perché riesce ad attrezzarsi. Noi ci fermeremo un attimo in piazza San Marco, appena spiove torniamo in mare. Mi sembra che non sia una cosa così intensa, speriamo poi di riuscire a rimetterci diciamo così in moto. In questo momento però bisogna anche tenere conto insomma l'attrezzatura e tutto il resto, però insomma la festa del Redentore continua. Va bene Marco, restiamo comunque collegati anche se siete attraccati e quindi ci dai anche un aggiornamento su questo fronte. Ce n'è un altro anche dal Ducale e poi vedremo Filippo Fois, quindi lasciamo anche a voi la possibilità insomma, di mettere al sicuro anche l'attrezzatura, come dicevi, in modo da consentire di continuare a raccontare questa serata magica e speciale fino ai fuochi delle 23:30. Vergognosamente, eccolo là, facciamolo vedere, chi è al riparo da tutto è Filippo Fois, me lo fate vedere? Filippo, Filippo. Eccomi qua. Cioè tu sei al riparo, neanche una goccia. Siamo venuti a farci un giro per la piazza e siamo stati sorpresi da una pioggia che... No, in realtà posso dire, mi dà l'impressione che sia già passata, non vorrei dire niente aspettiamo, per scaramanzia, però mi dà l'impressione che siamo fortunati, però non dico niente, vi facciamo anche vedere che comunque c'è gente che continua, c'è un'affluenza che adesso sta iniziando a diventare grossa, anche tra l'altro perché ci stiamo avvicinando comunque a grandi passi al momento dello spettacolo pirotecnico. Manca ancora un'ora e mezza, però insomma stiamo assistendo a un aumento degli ingressi nella piazza e quindi poi alla riva degli schiavoni, alla riva che abbiamo qua. Allora Filippo, torniamo da te dopo la pubblicità, poi ancora Marco Stabile, pare che resti lì in acqua perché comunque, come dici tu, speriamo, non lo diciamo ma speriamo. Sono le 22:03 in questo momento, quindi un'ora e 25 minuti all'inizio dei fuochi, alle 23:30 come vi ricordo, pochi istanti di pubblicità. 22:06, ritorniamo in diretta, questa diretta straordinaria, speciale per raccontare la notte magica del Redentore a Venezia. Tutto il mondo guarda quello che è lo spettacolo della storia di Venezia che vi abbiamo detto, raccontandone tutte le sfaccettature, la tradizione, la festa dei giovani e ovviamente il sacro che più volte abbiamo ricordato in questa sua tradizione per i 450 anni dalla sconfitta della peste. Ilaria, ok, anche il drone, ci comunica il nostro Fabio Falliero che il drone che ci può garantire la diretta in streaming dall'alto del bacino e di questo spettacolo straordinario dei fuochi che ci sarà alle 23:30, il drone non si rialza né non si alza fino a quando non c'è una condizione meteo certa. Prima di tornare da Filippo Fois e da Marco Stabile, però voglio andare al Palazzo Ducale da Ilaria Marchiori, però il nostro faretto è spento, quindi sto cercando di capire se arriva il sindaco. Intanto molti ne approfittano della nostra postazione per scattare qualche immagine, qualche foto. Va bene. Allora, da chi andiamo? Ditemi voi.
Ok, no, è una notizia, è l'ambasciatore. Quindi l'ambasciatore, bisogna capire quale ambasciatore, se Ilaria può dircelo, perché diciamo, avendo uno yacht come quello, ma giustamente è ancora più bello fotografare dal Palazzo Ducale, se è Fertitta comunque si è messo nella postazione di Antena 3 per scattare l'immagine dall'alto, e ecco, li vedete credo con il sindaco Venturini, però io con il faretto spento non riesco a vedere di chi si tratta. Va bene, non riprendiamo, va bene, perché rispettiamo anche le indicazioni che ci vengono date. Allora, Ilaria, pronti a interrompere in qualsiasi momento? Veniamo da te. Se è possibile andiamo da Marco Stabile, a meno che il sindaco non si fermi, perché credo debba, per cerimoniale, per correttezza, lealtà istituzionale ovviamente, seguire l'ambasciatore e quindi i suoi ospiti. No, invece resta con noi. Bene, tutto così, live. Io vi devo commentare anche quello che non potete vedere, soprattutto quello che non possiamo per questioni di rispetto trasmettere. Ilaria, linea a te con Simone Venturini, il sindaco di Venezia, in diretta in questa festa del Redentore. Buonasera, ben trovato sindaco. Eccoci qui Ferdinando, ovviamente potete immaginare che sono dei momenti anche particolari. Benvenuto al sindaco Simone Venturini. Allora, il primo Redentore da sindaco. È il primo Redentore da sindaco, devo dire c'è molta emozione ma anche molta attesa. Abbiamo impiegato queste giornate per prepararci al meglio, grande sforzo organizzativo. Questa mattina sono andato a visitare personalmente anche all'Arsenale dove venivano costruite poi le piattaforme che poi sono state trascinate, trasportate qui al bacino e da dove spareremo i fuochi d'artificio. È magnifico vedere anche il lavoro che c'è dietro, che tutto si risolve in 50 minuti, ma in realtà si lavora per settimane per arrivare a questo risultato. Davvero poi ho fatto adesso il giro anche per capire che tutto fosse tranquillo, c'è molta festa, molta gioia, quindi siamo pronti a festeggiare il Redentore. Ecco, l'abbiamo vista anche se insomma ovviamente come ci è stato chiesto non abbiamo potuto fare riprese, ma insomma lei ha effettuato anche un giro, chiamiamolo un tour insieme all'ambasciatore. Abbiamo qui il presidente Fontana, il presidente della Camera, che ringraziamo per la sua presenza. Abbiamo qui molti ambasciatori di molti paesi del mondo ed europei. È un segnale anche di attenzione e di proiezione di Venezia nel mondo, quindi non solo l'ambasciatore americano, che ovviamente è il principale alleato extraeuropeo del nostro paese, quindi è molto importante, ma anche l'ambasciatore inglese e anche ambasciatori di altri stati, quindi sicuramente siamo al lavoro e usiamo queste occasioni anche per parlare al mondo. Ecco, infatti sindaco, quello insomma che lei ha detto proprio in particolare anche in queste sue prime settimane da sindaco, proprio il voler guardare oltre, no? Guardare oltre al nostro naso, anche parlando proprio di investimenti, di rapporti con anche oltreoceano. Sì, Venezia ha delle sfide grandi davanti, la sua manutenzione, il suo futuro lavorativo, l'attrazione di investimenti, e pensare di fare un discorso solo limitato, no, ai confini veneziani rischia di essere anacronistico. Purtroppo non siamo più la Repubblica serenissima di allora con dei confini molto estesi. Dobbiamo cercare amici, alleati, investitori, possibili anche appunto partner dal punto di vista industriale e economico, ovviamente fuori dai confini della nostra città, e quindi lavorare molto col governo nazionale, con Roma, lavorare molto con Bruxelles e con l'Europa, ma ancora di più lavorare col mondo e quindi con le grandi potenze economiche. Oggi non a caso ci sono anche l'ambasciatore americano e l'ambasciatore inglese. Ecco sindaco, abbiamo visto grande dispiegamento di forze dell'ordine, anche quest'anno come ormai negli ultimi anni a questa parte ingressi comunque su prenotazione per garantire la massima sicurezza. Sì, c'è il tema di mantenere quell'impostazione data dopo il Covid, in cui abbiamo contingentato gli accessi, in cui abbiamo previsto anche per ragioni di sicurezza, perché dopo i fatti di Torino di ormai 10 anni fa tutto è cambiato nel mondo degli eventi, e ovviamente per autorizzare questo tipo di manifestazioni e di iniziative bisogna assolutamente avere tutti i dispositivi di sicurezza. Ci sono grandi lavori con la prefettura, solo oggi per verificare i fuochi d'artificio c'erano 18 autorità coinvolte a verificare la giusta e corretta posizionamento dei fuochi d'artificio, quindi ormai ogni cosa per fortuna deve essere fatta con molta sicurezza. Questo può togliere un po' del romanticismo, dell'improvvisazione e della totale in qualche modo libertà nel fare le cose, dall'altra parte però rassicura molto chi organizza
senza questi eventi. Ecco, sono state emanate anche 2 ordinanze, tra cui una di non appunto utilizzare, insomma vendere anche alcolici in contenitori di vetro, niente spray urticante, insomma tutto a regola d'arte per evitare quanto più possibile episodi spiacevoli e anche pericolosi. Sì, perché bisogna divertirsi, celebrare il Redentore, però sempre la sicurezza viene prima di tutto. Quindi invitiamo tutti a un comportamento responsabile, a non bere troppo, a andare poi piano adesso verso l'esodo, soprattutto chi è in barca, a non correre, a non fare canali che non si conoscono, ad avere anche la capacità di rallentare se si vede un'onda. Ecco, insomma, non cercare per forza di andare a rogne, se si può evitarle meglio. Ecco, allora adesso io le chiedo, perché ovviamente lei di Redentori ne ha fatti tantissimi, ovviamente da assessore e poi non solo, però me lo può confessare che emozione si prova di viverlo da sindaco? Ma oggi sono nel mezzo dell'organizzazione, quindi non ho metabolizzato. Ieri devo dire che arrivati dopo il ponte votivo in cima alle scalinate del Redentore col Patriarca, guardando appunto la fondamenta delle zattere, guardando Punta della Dogana, ecco, e ovviamente San Marco è stato un momento bello, insomma, il tramonto, la preghiera, il discorso del Patriarca, il rivolgersi alla città e quindi sentire anche il peso della responsabilità e il peso della storia. Quest'anno celebriamo i 450 anni del Redentore. E infatti questa era proprio la mia prossima domanda, è una data importante? È una data importantissima, è un anniversario molto importante e quindi siamo felici di celebrarlo in questa maniera. Naturalmente ormai vediamo che ore sono, le 22:15, manca pochissimo, sindaco. Allora noi siamo tutti entusiasti ma soprattutto curiosi di sapere che cosa ci riserveranno i fuochi di quest'anno. E allora restate connessi perché li vedremo a breve. Niente, non ci vuole dare alcuna anticipazione, l'ho capito, è inutile. Ferdinando, ci ho provato ma non ci sono riuscita. Ringrazio il sindaco, e ci vediamo sicuramente più tardi. Grazie sindaco. Simone Venturini. Va bene. Aspetta. Se è preoccupato, dai, per il meteo. Ha fatto 2 gocce adesso, ma dovrebbe, però per scaramanzia è meglio non dire niente. Bravo. Ferdinando, ti prego. Concordo. Grazie a Simone Venturini, grande. Grazie al sindaco di Venezia, Simone Venturini, che come avete visto era insieme all'ambasciatore. Noi ne abbiamo potuto mostrare quel passaggio, quelle immagini lì, e ambasciatore, ricordo che è andato lì a fare la foto, quindi dal Palazzo Ducale, non dal suo yacht, ha fatto la foto del bacino. Mi date stabile? Come detto, anche perché si sta rialzando il vento, in realtà ci dice dal mezzo, eccolo qua, fulmini ancora peggio di prima. Marco, darci un flash tu sulla situazione e se ne sono andate alcune barche, dicevi? Perché non sentiamo Marco? Aspetta Marco che non ti sentiamo. Il vento. Aspetta, riprova. Prova che attiviamo. Siamo posto qui nella nostra postazione, dovrebbe essere aspetta. Aspetta che proviamo. Collegamento marino, diciamo così, noi funzioniamo tutti. Ora ci sei. Eccoci. Benissimo. Allora dicevamo, ha iniziato a piovere dopo quelle scene dei fulmini che vi abbiamo mostrato dietro al campanile di Piazza San Marco, poi ha smesso in men che non si dica dopo una serie di goccioloni importanti. Ora ha iniziato nuovamente, ma soprattutto si è alzato un forte vento, diciamo così, da terra portato dal temporale, che in questo momento preoccupa un po'. Nel frattempo però volevamo mostrarvi un'altra faccia del Redentore, il Redentore romantico. Ora pian pianino ci avviciniamo a questa barca perché abbiamo visto tanta, diciamo così, discoteca, abbiamo visto i tuffi, abbiamo visto la ora, ma c'è anche un altro modo di passarlo, in compagnia fra compagni, con il proprio fidanzato, la propria fidanzata, il proprio marito, la propria moglie, con un calice di vino, una buona cena a lume di candela in mezzo al bacino di San Marco. Bellissimo. Buonasera! Un brindisi per Antenna 3 in diretta, il Redentore romantico l'abbiamo battezzato, dai! Voi siete? Veneziani? Tu sei, come ti chiami? Filippo, Filippo e Nicoletta, un brindisi al Redentore romantico, Ale! Proviamo anche a avvicinare qui Nicoletta che ci racconta qualcosa. La speranza naturalmente per tutti è che il meteo conceda, diciamo così, una tregua
quantomeno fino ai fuochi, per permettere a tutti di goderne in tranquillità e sicurezza e senza pioggia. Bentrovati, un redentore romantico l'abbiamo definito. Assolutamente sì, abbiamo tutto bigoli in salsa, abbiamo mangiato il saor, tutti come da tradizione proprio. Esatto, tutti i piatti tradizionali, guarda. No, niente, speriamo che facciano i fuochi un po' presto, così che poi se deve piovere... Anticipando, sì. Devi andare. Filippo, mi posso permettere anche una bellissima barca in legno, quindi una barca anche questa, diciamo così, della tradizione. Sì, assolutamente, assolutamente, è un po' di anni che ce l'ho, cerco di tenerla al meglio che posso, ma insomma... Giusta per due? Giusta per due, non di più. No, dai, oddio, qualcuno... Magari quattro, in tre, ma non di più. Ci saremmo stati. Ah, ok, no, pensavo che era una proposta per un eventuale prole. No, non lo so come si gestisca la prole in barca, sinceramente non ne ho esperienza. Intanto auguri per questa serata. Grazie a Filippo e Nicoletta e alla loro intervista. Marco. Vedi all'orizzonte Ferdinando, ancora fulmini. Stiamo con quelle immagini, ma che vedo un leggero temperatura allontanamento c'è? della perturbazione, ma non mi azzardo. Ecco, che temperatura c'è per capire? Adesso un po' più fresco? Ma no, si sarà abbassato di un paio di gradi, niente di tale. Più che altro con il vento si sente un po' più fresco, tutto qua. Non fa assolutamente ovviamente freddo, però quella prima pioggia è bastata per allontanare, diciamo, i meno temerari e per far rimanere in barca, diciamo, quelli doc in un certo senso, no? Qui se ci avviciniamo c'è chi si è attrezzato con apposito tendalino, come si dice tecnicamente, che però deve essere ben agganciato, altrimenti con il vento può creare dei problemi. E c'è grandissima attesa per quel momento dei fuochi, che a me ha colpito molto, come tanti mi hanno usato questa frase, cioè mi hanno detto: per noi il Redentore è più importante di Capodanno, perché la nostra festa è la festa di Venezia, quella in cui ci identifichiamo, quella che è la vera festa del cuore. E anche chi ballava ricordava il valore sacro della festa, il valore relativo all'uscita dall'epidemia di peste e tutto quello che ha significato nella storia. Signori, bentrovati. Adesso arrivo con calma, perché altrimenti qua facciamo danni. Arriviamo pian pianino, vi intervistiamo. Siete di Venezia? Benissimo. Dov'è il comandante? Da chi vado? Eccolo qua. Adesso arrivo, se mi dai la mano faccio prima. Ale. Benissimo, in diretta su Antena 3. Il comandante, ti chiami? Riccardo, buonasera. Riccardo, raccontaci del vostro Redentore. Niente, è una cosa che facciamo ogni anno ormai e è bellissimo, è una cosa proprio che ogni anno non può mancare. Infatti anche se abbiamo visto che c'era un po' un tempo che non era... Si va in barca comunque. Si va in barca comunque e veniamo qui a divertirci, a guardare questo spettacolo che c'è. Equipaggio allora abbiamo un pilota della Moto 3, mondiale Moto 3, e un imprenditore veneto, un altro imprenditore ce l'abbiamo lì, disteso, e comunque siamo ragazzi... Imprenditore disteso per lo spritz, non per altro? Sì, per la bibita. Ognuno, esatto, sì. Bene. Invece il motociclista qui ci racconti, tu sei? Nicola Carraro e corro nel mondiale Moto 3. Ah, benissimo, quindi insomma un momento di... Sì, è la prima volta che vengo, Riccardo mi ha invitato e festa bellissima e spero di tornarci anche l'anno prossimo, ecco. Quella moto come sta andando? Beh, insomma, diciamo l'anno scorso è andato un po' meglio, quest'anno un po' in difficoltà, però vediamo di migliorare. Bene. Allora auguri, facciamo un brindisi tutti insieme? Certo. Dai. Evviva Venezia! Auguri ragazzi! Auguri. Come vedi, insomma... Ferdinando, ogni barco una storia, come succede sempre qui. Direi che la perturbazione sta andando un pochettino più distante, però ancora qualche goccia di pioggia c'è, quindi insomma effettivamente infatti volevo chiederti dove va. Togliere ogni riserva sul discorso meteo. Lì abbiamo anche qualche imbarcazione più tipica. Dimmi Ferdinando se ti restituisco la linea o se vado avanti. Torno da te tra poco, finisco il giro con Filippo e poi Lorenzo. Intanto tu hai colto Nicola Carraro, che è il giovane pilota padovano di Moto 3, appunto come ha anche lui raccontato ai tuoi microfoni. Andiamo da Filippo, se è pronto. Filippo Fois con Sandro Ponchio.
in attesa che torni la luce e arrivi quella dei fuochi. Vediamo se accendono il faretto. Filippo, ma cioè, i fuochi si fanno lo stesso. Ho visto forse, diciamo, i bookmakers danno un anticipo eventuale di quello spettacolo. È possibile? Cosa ci dici tu dalla tua esperienza? Ma io devo dirti che adesso ci sarà sicuramente qualcuno che ha la memoria migliore di me, ma io non mi ricordo un Redentore in cui abbia fatto brutto tempo, per cui non riesco nella mia memoria a trovare un precedente che ci possa dire qualche cosa. Che poi in realtà posso dire, qui non sta piovendo, c'è solamente un vento molto forte, che poi per esempio ogni tanto si calma, ogni tanto riprende, ma non è che abbia visto, insomma, qua la gente, la vedete, è piuttosto tranquilla, c'è chi si è messo qualcuno all'ombrello, qualcun altro no, ma insomma non è che ci sia tanta preoccupazione, ecco. Qui c'è molta serenità, ecco, posso darvi questa notizia. Sentiamo qualcuno? Sì, sentiamo subito, vediamo un po' di qua. Volevo chiedere, aspetti, è di Venezia lei? No, di Padova. Ascolta, qua c'è un po' di preoccupazione per com'è il tempo, come la vede lei? Io penso che un evento come questo vada vissuto sole e pioggia. È una cosa indimenticabile, va vissuta almeno una volta nella vita. Noi questa era la prima volta per lei, l'ho accompagnata, va vissuta. Mia morosa. Sì. Di dov'è? Sempre di Padova. Ah, ok, però non era mai stata. Sì, non era ancora stata a vedere il Redentore. Così, no, infatti ho visto che ci stava riprendendo di nascosto. Sì, no. Perché lo manderò agli amici. Ecco, sì. Ma siamo simpaticamente. Aspetti che volevo andare qui. Scusi, posso chiedere invece di dov'è? Io da Belluno. Come la vede con questo tempo? La vedo bene, altrimenti non sarei qui. Ah, perché lei ci rassicura da questo? No, ma a me non interessa, cioè merita. Sarà la settima, ottava volta. L'ottava volta? Settima, ottava volta che vengo, sì. Torna sempre qui? Se posso. Ma cos'è che le piace così tanto del Redentore? Ma la gente, la situazione, l'ambiente, un po' tutto. Ho capito, ma è venuto con degli amici? No, li ho conosciuti qui. Ma sono timidi, non vogliono farsi riprendere. Vogliono farsi riprendere? No. Va bene, allora Ferdinando, noi ci spostiamo, magari vediamo se troviamo ancora qualcuno. Beh, io posso chiedervi, scusate, voi di dove siete? Di Verona. Di Verona? Come la vede con questo vento? Cosa? Come lo vede con questo vento il tempo Ma speriamo che tenga per i fuochi. È la prima volta? Sarebbe la prima volta per lei? Per me? Redentore no, è la terza volta che vengo qua. Okay. L'ultima volta quando è stata? Circa 10 anni fa. È rimasto un bel ricordo, evidentemente. Sì, esatto. Filippo sta qua a Venezia oppure fa andata e ritorno con Verona? Sono andata e ritorno. Filippo! No, questa sera rimango a Venezia, che sono ospite di un amico. Sì, eccomi Ferdinando. Allora, dammi qualche istante perché c'è l'assessore con Ilaria Marchiori, poi andiamo da Lorenzo Maier come promesso, però siccome dobbiamo rispettare anche quello che accade a Palazzo Ducale. A proposito, non ho capito, Ilaria, se questa cena si riesce a fare lo stesso nonostante il vento, quindi anche quello è curioso come aspetto di cronaca. C'è Ilaria con l'assessore o no? Se no andiamo da Lorenzo come previsto. Datemi voi informazioni, vediamo le lucine delle barche sullo sfondo dietro a Ilaria. Niente, Andiamo da Lorenzo, dai, andiamo da Lorenzo. Allora, quando saranno pronti torneranno a chiedere scusa Lorenzo, ma avevo un'impellenza, invece alla fin fine è diventato qualcosa di diverso, quindi aspettiamo qualche istante ancora per l'assessore. Lorenzo, se tu ci senti, come da scaletta che avevo anticipato, veniamo da te, se no lasciamo stare. Ecco, forse adesso è pronta. Ok, niente, comunicazione di servizio. Lorenzo, ci sei o no? No. Allora, prima della pubblicità, seguimi. C'è, ok. Lorenzo, alle 22:30 abbiamo ancora un break pubblicitario e siamo a un'ora praticamente dall'inizio dello spettacolo. Mi sente o no, Lorenzo? Datemi un segnale. No. Va bene, fermi, mandiamo il patriarca intervistato proprio da Lorenzo, così facciamo anche... No, eccolo qua, dai, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, mi avete chiesto la linea, abbiamo combinato un macello. Dai, se mi chiedete la linea però dovete essere pronti. Ilaria, forza con l'assessore.
Eccoci qui Ferdinando con l'assessore al turismo Silvia Peruzzo Meggetto. Allora, con lei ovviamente parliamo del modello Sistema Redentore. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, intanto mi sono affacciata in questa terrazza e sono rimasta senza parole. Da veneziana è veramente una cosa spettacolare vedere le luci, le imbarcazioni, le luci messe appunto sulle rive e tutte le persone che sono affacciate in bacino San Marco per questo spettacolo che è indimenticabile. Una tradizione veneziana che dura da secoli e chiaramente noi, Venezia si apre al mondo, tutto il mondo ammira questo spettacolo pirotecnico che anche questa sera abbiamo confezionato e sarà straordinario ed indimenticabile. Volevo ringraziare, ci tengo anche in diretta, tutta la macchina organizzativa del comune, quindi tutti noi dell'amministrazione, chiaramente Vela, AVM, ACTV, anche Trenitalia, perché hanno fatto le corse per riportare tutte le persone che sono qui a Venezia nel centro storico e le riporteranno in tutto il territorio. E poi la polizia locale, la protezione civile, la guardia costiera, insomma tutte le persone e anche e soprattutto Veritas, gli operatori di Veritas che per domani rimetteranno la città chiaramente a nuovo, pulita e in ordine per tutti i residenti e per tutti i turisti che verranno in città domani. Parlavamo di modello redentore, un modello che noi chiaramente non abbiamo inventato, ma abbiamo attuato, preso e implementato anche quest'anno, garantendo la vivibilità non solo dei residenti, perché il Redentore è una festa chiaramente tradizionale che dura da centinaia di anni, è un voto che ogni anno rinnoviamo e anzi invito tutte le persone che sono qui a vivere questa esperienza come un ponte nel proprio cuore, un voto e un ringraziamento, perché abbiamo sempre da ringraziare, ognuno di noi ogni giorno ringrazia per qualcosa, questa sera prima di tutto. E quindi un modello Venezia per Redentore per garantire la sicurezza, la vivibilità. Abbiamo, vi do qualche numero, 42.000 persone a terra prenotate, un sistema quindi di prenotazione assolutamente efficace che mette in sicurezza tutte le persone che sono in bacino in acqua, e sono 28.000 con 3.900 imbarcazioni, e tutte le persone che si stanno godendo e si godranno, scusatemi, lo spettacolo che inizierà alle 11.30. Quest'anno uno spettacolo pirotecnico volto alla ecosostenibilità, alla sostenibilità, con più di 5.000 fuochi che abbiamo posizionato qui di fronte. E quindi cosa dire, io auguro a tutti una buona visione, credo siate in diretta con lo spettacolo. Saremo in diretta, sì. Bene, perché merita veramente quest'anno sarà il più bello e ogni anno è il più bello della storia, quindi complimenti a tutti e veramente buon Redentore. Anche perché, Assessore, prima di poi restituire la linea, è una grande soddisfazione vedere che poi quando si lavora tanto e soprattutto lo si fa per garantire sicurezza ma anche divertimento, no? Soprattutto anche ai ragazzi, giovani, spesso ci si lamenta che Venezia non è un paese per giovani, invece eventi come questo dimostrano che non è così. Non è così, le rive, se poi andate in giro per il nostro bacino vedrete ci sono tantissimi giovani, tantissime famiglie, tantissimi bambini, tantissimi anziani chiaramente, però tutti per alzare gli occhi al cielo e godere di questo spettacolo indimenticabile. Ogni anno ci sono sempre più veneziani proprio che vogliono partecipare, perché il sistema di prenotazione salvaguarda nei primi giorni di prenotazione i veneziani, i residenti, e poi il sistema permette l'accesso a tutte le persone che provengono da fuori comune, e quindi tante persone, e questa sera ci sono anche molte feste sparse che in assoluta sicurezza e nell'assoluta tranquillità anche della vita, chiaramente compatibilmente con la vita di chi domani mattina si alzerà per lavorare, porteremo avanti. Però è una tradizione da mantenere perché ci teniamo molto. Certamente, noi la viviamo insieme a voi, insieme a tutti i veneziani, insieme a questo spettacolo che continuiamo a farvi vedere, perché quando all'inizio Silvia ha detto questo spettacolo meraviglioso non l'avevo mai visto, è quello che tutti, anche gli altri suoi colleghi, tutte le persone che si sono affacciate qui sulla loggia per vedere quello scenario che c'è alle nostre spalle, sono rimaste davvero a bocca aperta, perché non ci sono davvero parole per lo splendore che ci offre la laguna, la città e questo splendido scenario. Quindi se non ci sono domande, da qui restituisco la linea, ci vediamo tra poco proprio su questa splendida immagine.
Grazie Ilaria, l'assessore. Adesso dobbiamo prima di fermarci dobbiamo andare da Lorenzo come promesso. Ora dovrebbe sentirci, quindi Lorenzo, linea a te. Ecco Ferdinando, allora ringraziamo Francesco Vascellari, dirigente della Protezione Civile di Venezia. Come sta andando la festa? Al momento la festa sta andando molto bene, anche se siamo un po' preoccupati da delle celle temporalesche che stanno girando, ma che per il momento ci hanno lambito e non hanno interessato la zona lagunare e la zona dei fuochi. Comunque i fuochi si faranno anche in caso di pioggia? Allora, non è tanto la pioggia il problema per i fuochi quanto l'intensità del vento, per cui se il vento dovesse rimanere così non ci sono problemi per i fuochi, se dovesse aumentare di intensità deve essere fatta una valutazione da parte dell'organizzazione. Fino adesso com'è andata il pomeriggio, la mattinata, com'è il dispositivo di sicurezza, quanti volontari sono a lavoro circa? Allora, al momento le cose stanno andando molto bene, nel senso si sta svolgendo una bella festa del Redentore. Per quanto riguarda la protezione civile noi stiamo impiegando una novantina di volontari che operano sia lungo le rive dove è scepato il pubblico sia a bordo di alcune imbarcazioni per dare una mano a tenere la sicurezza nella zona lagunare e anche nell'isola di Pellestrina e agli Alberoni per quanto riguarda l'antincendio boschivo. Voi starete a lavoro tutta la notte praticamente? Beh, speriamo non proprio tutta quanta la notte, ma sicuramente prima delle 2 alle 3 non andremo via fin tanto che le rive non saranno svuotate e non saranno ripristinate tutte quante le condizioni di sicurezza. È difficile coordinare i servizi, ormai siete ben rodati da qualche anno. Devo dire che il Redentore ormai è una festa ben rodata, per cui il dispositivo è un dispositivo che fino adesso ha sempre funzionato, speriamo continui a funzionare e per fortuna c'è un'ottima collaborazione tra tutte le forze di sicurezza che operano per il Redentore. È arrivata qualche richiesta particolare, curiosa? Al momento per fortuna no, devo dire che non è arrivato nulla e speriamo che non arrivino di particolarmente curiose perché... magari curiose ma positive, non so, cose positive vogliamo a Redentore. Sì, Redentore è sicuramente una festa dei veneziani di gioia, speriamo porti molta positività come è stato detto più volte e al momento le richieste sono tutte quante positive, nel senso che tutti quanti ci chiedono se i fuochi sono confermati, al momento lo sono e speriamo sia come sempre una bella festa. E anche il meteo dovrebbe essere positivo, diciamo, non dovrebbe interferire più di tanto perché per ora qui non ha piovuto poco, diciamo, solo qualche goccia. Al momento il meteo sta tenendo, dopodiché i fenomeni temporalistici hanno spesso un'evoluzione molto rapida, speriamo continui così, ma stiamo tenendo sotto controllo la situazione. Lo ringraziamo molto e scusate, lo ringraziamo anche per la pazienza, scusate se distolto dal servizio e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, buona serata, buona festa del Redentore. Diamo un messaggio anche sul Redentore di responsabilità per chi sta fruendo sta godendo. Fate sì che sia una bella festa e non fate stupidaggini, divertitevi, godetevela e comportatevi bene, non fate stupidaggini. Quanti anni lavori in protezione civile a Venezia? Troppi. Circa? Una ventina d'anni. Quindi ne ha viste molte? Ne ho viste abbastanza, però finché sono queste cose qua da vedere è un gran bel lavoro per fortuna. Grazie, buon lavoro, salutiamo anche Filippo Cammarata. Un saluto e un buon Redentore a tutti. Grazie, grazie davvero. Abbiamo Ferdinando qui anche uno che segue i nostri riti perché è un triestino. Triestino, quindi abbiamo un triestino qui a Redentore. Com'è questa festa? È bellissimo, davvero una festa unica in Italia. Ogni anno io e la mia famiglia torniamo qua perché davvero non c'è paragone. E cosa ti è piaciuto quest'anno? Ti sta piacendo cosa in particolare? Quest'anno è un po' il vibe, nel senso, cioè adesso non si sono ancora visti i fuochi d'artificio, però adesso stiamo godendo la musica, stiamo godendo la buona compagnia, sì, si sta bene. E Trieste e Venezia sono unite da un'antica amicizia? Sì, ovvio, cioè fin dalle antichità. Si sa che davvero i triestini provano tanto amore per i veneziani, anche quanto sono simili il dialetto ed altro, cioè avevano tante origini simili. E tu vai anche alla Barcolana, partecipi anche alla Barcolana? Alla Barcolana ci hanno...
Ci vado ogni anno alla Barcolana, però purtroppo fin da giovane non ho partecipato, perché serve un intenso allenamento per capire come si guida la barca e tutto. Però ciao amici. Per il prossimo anno, Ferdinando, abbiamo già uno che si allenerà per partecipare e anche per seguirla attraverso le nostre reti a Trieste. Sì. Va bene. Grazie per essere stato con noi e buona festa. Grazie Lorenzo e anche al tuo ospite Tristino e rappresentante della Protezione Civile. A tra poco dovevo andare a pubblicità, ma non so se possiamo fare un flash perché c'è un'informazione di cronaca che ci poteva riportare Marco Stabile. Se c'è sì, Marco, velocissimo, però è un dato interessante, ce lo vuoi dire? Poi andiamo in pubblicità. Sì, assolutamente Ferdinando, potremmo definirle le baruffe del Redentore, no? Non sono quelle chiozzotte di Goldoni, ma sono quelle che succedono in barca quando ci si ormeggia in 20-30 imbarcazioni, solo 2 o 3 buttano gli altri, l'ancora, gli altri agganciano la cima al compagno vicino e se alza il vento, cambia la direzione, alza la corrente, succede un bel casotto, diciamo così. Da qui molte barche hanno baruffato un po', molla, lasca, vattene, ormeggiati da solo, tantissimi si sono ormeggiati in maniera ora solitaria con la prua al vento e dopo qualche momento di tensione, perché ovviamente si rischia la barca, la prua, il motore con manovre ravvicinate, ora c'è una situazione più tranquilla, però insomma passato anche il momento delle baruffe in barca, ora ci si è ridisposta la flotta in favore di vento e tutti all'ancora. Senti, volgiti verso est, diciamo, com'è il meteo dietro di te? Il meteo, come vedi lì all'orizzonte, ancora fulmini, però in una posizione, io azzarderei a dire di allontanamento rispetto alla laguna. Bene. Però insomma non sono un esperto della zona, rispetto a diciamo la situazione precedente mi pare si allontani, però ogni 10-15 minuti arrivano un po' di gocce, si alza il vento, poi se ne va, quindi una situazione un pochettino, come dire, più che variabile direi, però insomma va bene, teniamo alta l'attenzione, grazie. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi vi proporrò l'intervista tra l'altro di Lorenzo Maier al Patriarca ieri, con un messaggio molto bello e forte sul fronte della pace in questo momento, e avete sentito anche dai responsabili della Protezione Civile dire come i fuochi confermati a situazione attuale, se si alza il vento bisogna fare una valutazione, quindi ci rivediamo tra poco. Torniamo in diretta, sono le 22:44 in questo momento, quindi 3/4 d'ora, 45 minuti all'inizio dello spettacolo dei fuochi. Vi stiamo raccontando questa notte straordinaria di Venezia in diretta con tutti i nostri inviati, persino dall'acqua, il luogo più indicato, diceva Giovanni Giusto, per vedere lo spettacolo del Redentore. A proposito, torniamo come detto a raccontare anche il lato più sacro di questa festa con l'intervista fatta proprio da Lorenzo Maier al Patriarca Moraglia. Una festa del Redentore che ci invita a guardare in alto. Sì, intanto un ricordo particolare quest'anno, sono 450 anni dal voto del 1576, quindi il ricordo è anche a tutti i veneziani che in questi secoli hanno fatto pellegrinaggio al Redentore. Non abbiamo la peste, abbiamo qualcosa che però uccide e i corpi e le anime, e l'odio che portano dietro di sé le guerre. Quindi abbiamo bisogno di riscoprire una paternità comune che ci aiuti a chiamarci ancora fratelli, ma soprattutto a considerarci fratelli. D'altra parte tutti i progetti politici che hanno anche sognato un ugualitarismo e hanno fatto anche della fratellanza molte volte un progetto, quando manca il rapporto con Dio sono destinati a fallire questi progetti. La storia ci dice questo. Quindi guardiamo al Redentore come a colui che ci indica il Padre, ci ha rivelato il Padre, e facciamo in modo che questa festa torni a essere una festa religiosa e una festa cittadina. Come vede in questo momento la nostra città? La nostra città, il Vescovo la vede sempre bene,
è chiaro che dove ci sono convivenze umane ci sono anche luci e ombre ovunque. Nello stesso tempo è una città che io spero si metta in gioco per quello che riguarda il suo passato, che deve essere proiettato nel futuro, perché Venezia è un miracolo di Dio e degli uomini e nasce da un equilibrio e da un ingegno umano che hanno fatto scuola e che rimarranno per sempre. Nell'epoca della comunicazione digitale, dell'intelligenza artificiale, della ecosostenibilità, credo che Venezia abbia qualcosa e debba avere qualcosa da dire per il futuro. Così il patriarca Francesco Moraglia in occasione di questa festa del Redentore. Andiamo per un flash ancora al Palazzo Ducale da Ilaria Marchiori. Descrivici, Ilaria, anche quello che vedi dietro di te, se vedi, diciamo, una partecipazione più timida rispetto a prima, proprio per il vento, la pioggia, qualcuno si è scoraggiato oppure invece vedi che resistono? Che dici? No, assolutamente no, Ferdinando, guarda, ve lo faccio proprio vedere. Io, da quello che vedo io, nessuno si è scoraggiato. I veneziani sono temerari, sono coraggiosi, poi figuriamoci se permettono a queste 2 gocce di pioggia di farli demordere ed evitare i festeggiamenti di questa unica notte di festa all'anno. Direi no, direi assolutamente di no, anzi sentiamo musiche che arrivano da diverse imbarcazioni, grande festa, sentiamo anche persone che gridano, ma naturalmente perché stanno festeggiando, e anche le persone posizionate qui sotto i pontili che ormai invece sono aumentate, sono davvero tantissime, solo che facciamo fatica a farvele vedere perché non possiamo oltrepassare questa transenne per motivi di sicurezza, ma sono aumentate, quindi qui proprio lungo i pontili le persone sono aumentate. Io invece, Ferdinando, se volete vi posso anche dire che cosa c'era nel menù di questa cena qui a Palazzo Ducale, questa cena esclusiva, a meno che non debba restituire la linea, ma posso darvi insomma qualche dettaglio. Hanno iniziato con una vellutata di sedano rapa al timo e tagliatelle di seppioline nostrane cotte a bassa temperatura, dopodiché c'era un risotto carnaroli alla marinara con dressing al limone e un filetto di branzino con sale servito con salsa olandese, una caponatina di verdure. I dessert invece sono tantissimi, quindi probabilmente sono dessert che vengono serviti appunto tramite a buffet, quindi ci sono dei bignè alla crema chantilly, fondente zabaglione, frollini assortiti, cookies al cioccolato, la frolla inglese, il galletto al cocco, i saetti al limone, un dolcetto allo zenzero, crumiro alle nocciole e poi panna cotta al limone, lamponi alle nocciole, mousse di cioccolato e ovviamente l'immancabile tiramisù. E quindi davvero un menù ricco, interessante e anche pieno di dolci, e ovviamente il tutto accompagnato dai vini abbinati ad ogni pietanza. Questo, ecco, il menù di questa cena esclusiva qui a Palazzo Ducale. I tempi stringono in attesa dell'inizio dei nostri fuochi, quindi io vi faccio vedere ancora una volta perché io credo non ci si stanchi mai, Ferdinando, di guardare questo spettacolo alle nostre spalle qui. Quindi lo potete vedere anche da questa inquadratura, e ovviamente anche noi non vediamo l'ora di vedere questi fuochi e di sapere che cosa ci riserveranno quest'anno, quale sarà la sorpresa che hanno scelto per questo Redentore 2026. Devo dire che grazie Ilaria, appena pronta, ovviamente se hai altri ospiti faccelo sapere. Abbiamo beccato veramente, abbiamo incrociato tantissime storie e diversissime provenienze, da Milano alla Brianza, Udine, Trieste, Treviso, e gli studenti insieme a Filippo Fois. Torniamo a proposito da Filippo Fois, com'è la situazione là? Cosa ci dici? Si è calmato il vento? Allora, dunque adesso... Ecco, chi è questo signore? Buongiorno. Lei è? No.
Michele dal Canada. Da Canada? Sì, sono dal Canada. Ecco, Michele sono del Canada. dal Canada. Sì, è Canada. E siete arrivati per vedere i fuochi? Ieri sì, siamo arrivati per guardare i fuochi. Ho capito. E lei è la mia moglie? la moglie. Sì, è ucraina. Ah, perfetto. No! È ucraina, signora? Sì. Ok, perfetto. È la prima volta? No, seconda volta in Venezia. Ah, benissimo. È la prima volta dei fuochi o... Sì, prima volta per i fuochi. Bene, dai, allora buon divertimento. Grazie, Michele. grazie. Di dove grazie. è italiano? Di dove? Siciliano, da Trapani. Di Trapani, però vive da tanti anni in Canada. Sì, ho abitato in Valle Crosia, in Marsiglia e poi anche in... Ha girato il mondo lei? Sì. Che mestiere fa? Che lavoro fa? Sono vendo il mangiare all'ingrosso. Ah, perfetto. In Canada. Bene, buon divertimento allora. Grazie, a lei e a sua moglie. Grazie. Arrivederci. Ciao. Allora, dunque, abbiamo anche conosciuto Michele dal Canada. Qui la situazione è, direi, molto tranquilla. Adesso Sandro mi fa vedere che nessuno si è spostato di un centimetro. C'è stato un momento in cui tirava un vento, direi, importante, con un'intensità apprezzabile, mi verrebbe da dire, però nessuno si è spostato, sono tutti seduti per terra anche qui, tranne un gruppo che qua vedo adesso, ci spostiamo, che invece si sono portati da sedere. Voi siete gli unici della zona che si sono portati gli sgabelli? Sì, della zona, siamo... No, di questa zona dove siamo adesso, siete gli unici con gli sgabelli, siete stati previdenti? Perché non è la prima volta che veniamo. Quante volte siete venuti? Io è la seconda. Lui Lei? è anche la quarta, ma insomma Anche nel la quarta? sì. È sempre tornato, le piace? Certo, sì. Dov'è lei? Io sono di Asolo. Perfetto, lei? Io sono di Fonzaso. Siamo riuniti, siamo una compagnia di persone. Loro sono di Altivole. Là c'è il Maggiore. Fonzaso, c'è la signora lì da Soranzen. E salutiamo Antonella. Antonella. Siete, ma con sto tempo si sta rimettendo adesso? O vi siete preoccupati a un certo punto? Abbiamo il K-Way. E poi siamo nel settore, siamo un po' idraulici, quindi non abbiamo con problemi. l'acqua non avete problemi? Nessun problema. No, ma il problema era il vento qua, perché se c'è troppo vento non si può fare il fuoco. Non importa, siamo forti. Nautica, quindi siamo a posto. Il signore là che ha patente nautica sta scappando, però appena visto ha detto che non vi conosce, non vuole, ha detto che non ci conosce. Va bene, magari andiamo. Volevo sentire anche qui visto che le vostre signore, ma voi siete anche sposati con questi signori? Con questi signori sì. È sposata anche. Senta, e lei quante volte è venuta a vedere i fuochi? Anche lei un paio di volte? Più o meno 4. Sì. Ah, 4? Le sono un bel ricordo, le hanno lasciato un bel ricordo, diciamo, qualche cosa che vede volentieri. Ricordi, sì. Le piace. Perfetto, grazie. E anche con lei, signora? Sì. Lei è un abitué qua? No, è la seconda volta che vengo a Venezia e sono di Fonzaso anch'io. Saluto tutti gli amici che sono rimasti a casa. Comunque ci possono vedere in televisione, per cui... Sì, ma li saluto, ma essere qua è un'altra cosa. Assolutamente sì. Cosa si aspetta dai fuochi quest'anno? Le erano piaciuti gli anni passati? Sì, molto l'anno scorso, infatti sono ritornata. Perfetto, bene. Grazie. Ciao. Grazie a voi, buon divertimento, complimenti per gli sgabelli, siete gli unici che ce l'hanno in tutta la fondamenta. Per cui a posto. Salve, ciao, di dov'è? Dove siete? Io sono dalla Colombia. Ah, dalla Colombia? Sì. In Italia o turista? Sì, abito qua, studio, lavoro qua. Dove? Padova. Ah, Padova. E sì. siete tutti assieme? Anche noi, ma siamo di Russia. Di dove? Russia. Ah, russi. Tutti siamo russi, sì. Siete tutti russi? Sì. Io no. Ok. Ma è la prima volta che assistete allo spettacolo dei fuochi della festa del Redentore? Sì, la prima volta. Parlate l'italiano benissimo tutti, voi avete studiato? Perché studiamo qui a Padova. Ah, ok, bene, complimenti allora. Mi sta piacendo per ora Venezia? Sì, molto. Deve dire di sì. Bene, la rifacciamo un attimo. Vi piace Venezia? Sì, certo. Bellissimo. Va bene, adesso ci sono anche i fuochi per cui ci si diverte un pochino. Grazie ragazzi, buon proseguimento anche a voi, quindi c'è un sacco di gente. Salve, lei è? Di dov'è? Ok, siete amici o vi siete trovati? Amicissimi. È la prima volta che partecipate alla festa del Redentore? Prima volta. Ma ne avete sentito parlare? Allora,
c'è un mio amico che adesso stiamo cercando, che ci ha parlato di questa festa del Redentore e volevamo per questo partecipare e vederla. E da tanti giorni che siete a Venezia? No, siamo appena arrivati oggi, giusto appunto per vedere i fuochi. Per vedere i fuochi. Abbiamo preso Italo da Milano e siamo appena arrivati. Bellissima città, bellissimo environment, veramente stupendo. Environment? Sarebbe milanese per dire l'ambiente è bellissimo, esatto. Possiamo dire che siamo in pole position. Esatto, siamo qua apposta. Città bellissima, stupenda, secondo me. Città più bella al mondo comunque, città più bella al mondo. Grazie a nome anche di tutta la complimenti, Esatto. Complimenti, veramente. Veramente, siamo piacevolmente stupiti, bellissimo. Grazie mille. Grazie mille, Ciao, gentilissimo, grazie. Bene, Ferdinando, cosa dici? Sentiamo qualcun altro? Vuoi che restituiamo la No, linea? Filippo, devo andare un flash. Allora, perché abbiamo sia l'assessore Zuin pronto che non ho capito più... Marco Stabile, se dobbiamo andare, ditemi voi, eccolo qui, allora andiamo dall'assessore bilancio, Ilaria, mi sembrava che prego... velocissima con Michele Zuin da te, allora eccoci qui, prego con l'assessore. Eccoci qui, velocissimi perché i tempi ovviamente stringono con l'assessore a bilancio Michele Zuin. Allora, una serata magica, insomma tutto sta funzionando bene, poi per scaramanzia ovviamente aspettiamo che finisca, ma insomma ormai si stringe il tempo, stanno per iniziare i fuochi. Assolutamente, ci avviciniamo sempre di più al momento più importante, quello che aspettano i veneziani. Questa è la festa dei veneziani, è ancora molto sentita, lo vedete dalla quantità di barche, di partecipazione a parte i veneziani stessi. Per noi amministrazione è un orgoglio portarla avanti, è un orgoglio fare ogni volta i fuochi più belli di quelli dello scorso anno, per cui il momento è importante, ci stiamo arrivando, il meteo, incrociando le dita, tiene sia il vento che la pioggia, perché è più pericoloso il vento della pioggia paradossalmente, e quindi avanti tutta e forza e viva il Redentore. Ecco, Assessore, ovviamente i costi li vogliamo sapere, visto che abbiamo la fortuna di averla qui con noi, un po' di quelli che sono stati i costi, no, di questo Redentore. Beh, in realtà noi è una di quelle feste che noi, tra virgolette, appaltiamo alla nostra società che è Vela. Qui io non ho il costo in generale, fa parte di quegli eventi, Redentore, Regata Storica, Capodanno, Carnevale, che noi appaltiamo a Vela in un complesso di costi, poi loro all'interno di questi comunque ormai non è altissimo, quello dei fuochi, che è la parte centrale, non è così diciamo costosa, e non toglieremo mai comunque le finanze da una cosa così importante e così sentita per i veneziani. Ecco, noi volevamo sentire proprio questo, perché lo sappiamo, no? Più volte abbiamo sentito, ecco, si spendono troppi soldi per il Redentore, però poi la dimostrazione che questa è una serata che i veneziani amano, ce l'abbiamo proprio alle nostre spalle. Assolutamente, nessuno porterà mai i fuochi via da Venezia. Fortunatamente poi le finanze e il bilancio sono anche buone, per cui voglio dire non se ne parla assolutamente. Questa è la festa dei veneziani e va portata avanti nelle tradizioni, e sempre così sarà con questa giunta, come è stato con le giunte precedenti. Grazie all'assessore Zuin, la lascio al termine della cena e naturalmente a godersi anche lo spettacolo pirotecnico che inizierà alle 23:30. Ci vediamo tra poco. Grazie. Bene, Ilaria, allora come promesso noi andiamo invece da Lorenzo Maier, perché sono pronti sia Lorenzo che Marco Stabile. Vi chiedo rapidissimi perché poi abbiamo l'ultimo break e saremo in attesa dei fuochi. Da qui in poi in qualsiasi momento, è previsto per le 23:30, ma può essere che si consideri anche la questione meteo, come abbiamo detto più volte, quindi un anticipo. Lorenzo, vai, andiamo con te. Eccoci Ferdinando, siamo qui con un gruppo di bellissimi ragazzi e ragazze che stanno festeggiando il Redentore dalla Sardegna. Dalla Sardegna, esatto, dal Ghero. Perché siete studenti comunque in Veneto? Sì, a Padova. E come avete passato questa festa qui a Venezia? Perché i nostri amici ci hanno detto venite e quindi siamo arrivati. Ma cosa avete fatto? Niente. Mangiato? Avete Abbiamo mangiato, abbiamo girato per Venezia. E come vi è parsa la città?
La città è bellissima, c'è poco da dire, è una delle meraviglie del mondo secondo me. Avete avuto problemi con il contributo d'accesso, queste cose qua? Vi siete registrati normalmente? Ci siamo registrati, abbiamo fatto la prenotazione per il Redentore, però siamo arrivati alle 7 a Venezia, quindi non serviva prenotare, pagare il contributo. Ecco. In Sardegna c'è una festa simile a questa del Redentore? Allora, no. Il Redentore è unico? Sì, il Redentore è unico, con i fuochi è unico. Ciao papà! È unico. Quando tutti salutano a casa attraverso Antenna 3. Cosa avete mangiato? Avete mangiato qui in riva? Le mozzarelle in carrozza con l'acciuga, buonissimo. Buone. Un piatto giusto per la linea? Sì. E com'è che si chiamano? Pasticcio di pesce. Il pasticcio di pesce, le acciughe in saor. Le acciughe in saor, buonissime. Buonissime. E adesso starete qua tutta la sera anche dopo i fuochi? Allora, i fuochi, poi c'è il treno alle 2 che torna a Padova, ma non lo sappiamo. Domani dobbiamo studiare. Domani studiano, quindi... ok. Tornerete a Venezia, vi aspettiamo a Venezia, non al prossimo Redentore, ma anche prima, tanto Padova e Venezia. Totale. Grazie per essere stati con noi a tutti e buona festa. Bene, allora Lorenzo, aspetta lì, andiamo da Marco Stabile che è pronto perché poi abbiamo il break pubblicitario come dicevo e si sta per rialzare in volo il drone, quindi trasmetteremo e registreremo le immagini in diretta tra pochissimo. Si alza il drone in volo per raccontare questo Redentore. Torniamo da Marco Stabile, la situazione, Marco. Sì, Ferdinando, di nuovo cambiato tutto perché il vento è in scaduta, quindi è molto meno intenso, il temporale si è allontanato, ora le barche stanno pian pianino ricostruendo per assistere ai fuochi, si stanno tornando a legare insieme con le cime dopo un periodo, un intervallo di tempo in cui invece erano tutti in movimento e tutti viaggiavano da una parte all'altra del bacino San Marco in solitaria con il motore acceso per tentare di provare un posto sicuro in un momento più complicato. Ora siamo di nuovo in clima di festa, di grande attesa, cresce l'attesa minuto dopo minuto per i fuochi d'artificio qui al bacino San Marco, si sta ricostituendo quell'isola che lega le generazioni fatta di cime, di brindisi e di convivialità in attesa dei fuochi d'artificio, visto movimento anche sulle zattere perché si inizia ovviamente anche a lavorare per andare ad approntare lo spettacolo pirotecnico che alle 23:30 vi forniremo naturalmente in diretta. Ma tu riesci a farci vedere queste zattere, Marco? Oppure com'è la distanza? No, siete comunque a distanza notevole per una questione di sicurezza. Allora, il problema è che nel momento in cui, nel momento in cui esci dalla flotta c'è una security che ti blocca e non ti fa andare oltre e le condizioni di visibilità in zoomata a quest'ora non ti consentono di fartele vedere, però sostanzialmente a metà del bacino San Marco, come una sorta di linea tratteggiata, ci sono 5 zattere di dimensioni importanti, una quindicina di metri per 5 l'una, dove vengono approntati fuochi pirotecnici principali. Poi ci sono delle zattere più piccole dove vengono sparati quelli secondari per i famosi complessivi 5.500 fuochi che andranno a colorare il bacino San Marco. Dall'altra parte mi hanno detto la caserma della Guardia di Finanza c'è una festa privata, diciamo così, lungo le rive opposte, quelle della Giudecca, e da questa parte invece la flotta davanti a San Marco che pian pianino ormai si avvia con gli ultimi brindisi a seguire lo spettacolo dei fuochi. Va bene, e infatti sono un fronte di circa 400 metri, come abbiamo raccontato più volte, di queste zattere che offriranno lo spettacolo pirotecnico tra poco. Davvero ci siamo ormai, sono le 23:05, adesso andiamo in break, l'ultimo, perché poi possiamo seguire le immagini in diretta dai nostri inviati, dal Palazzo Ducale, con tutte le inquadrature possibili, anche dal
cielo per vedere i fuochi del Redentore. A tra poco. (23:10) il Redentore in diretta in questo speciale di Antena 3. Torniamo a raccontarvi perché manca davvero pochissimo allo spettacolo dei fuochi. In diretta al Palazzo Ducale con Ilaria Marchiori c'è l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Ilaria. Eccoci qui infatti con l'assessore al commercio Costalonga. Allora, naturalmente Ferdinando, anche l'assessore, non appena arrivato qui è rimasto a bocca aperta, ve lo devo dire, perché effettivamente sembra che ce lo stiamo inventando, ma è proprio così. No, è così, perché poi io sono abituato a stare lì in mezzo alle barche, sono veneziano doc, e quindi vederlo da qua sopra così in alto è uno spettacolo unico. È uno spettacolo unico, emozionante. Allora, assessore, abbiamo già visto la macchina della sicurezza sta funzionando, è andato bene, il sistema Redentore di prenotazioni sta andando bene, anche la questione del decoro sta dando i suoi frutti. Assolutamente, abbiamo la macchina che funziona benissimo, orchestrata da Fabrizio Doria, che veramente io ero seduto al tavolo assieme qua sotto che stavamo cenando e non stava fermo un attimo perché appunto l'organizzazione deve essere perfetta e sta funzionando tutto, e quindi insomma veramente sono felice di vedere questa festa fatta sempre più in sicurezza, sempre più in tranquillità. Le persone devono stare tranquille a viversi questa iniziativa. Cioè, il Redentore è la festa più amata di tutti i veneziani, quindi unisce insieme la tradizione, la fede, la convivialità, perché io mi ricordo da ragazzino non vedevamo l'ora che arrivasse appunto il Redentore per organizzare il topomotore con 50, 30, 40 ragazzi tutti su in barca a fare la festa, e quindi essere sicuro che ci sono figli che sono tutto organizzato bene, tutto in sicurezza, ci fa stare tranquilli noi adesso che siamo genitori. Infatti capisco e condivido, abbiamo detto una festa religiosa, prima ne abbiamo parlato, una festa sacra, una festa profana, però è anche una festa sportiva, perché domani sarà un momento importante, ci sarà proprio la parte sportiva nel pomeriggio, avremo nel canale della Giudecca le sfide dei giovanissimi, degli uomini su puparini, insomma ci sarà anche questo momento di cui Ferdinando forse abbiamo parlato poco, ma anche domani è un momento importante. Visto? Sì, perché io mi perdevo il Redentore spesso e volentieri, perché io facevo le regate dei giovani, ero regattante, ho regattato in regata storica, e il Redentore c'era la regata, e quindi la mattina tu devi essere bello fresco, e quindi mi ricordo che i nostri genitori ci portavano fuori con tutta la famiglia fino a una certa ora, fuochi in velocità, forse gli ultimi botti li vedevamo che stavamo già andando per tornare a casa per essere pronti alla mattina a fare la regata. Una regata che è storica, dove tanti ragazzi insomma sperano nel futuro di diventare dei regattanti che poi porteranno a casa quella bandiera rossa della regata storica, che è un sogno per tutti. E anche solo quello di pensare di fare la regata storica per un ragazzino che voga anche al Redentore è una cosa che è indescrivibile. Ve lo dico perché veramente io l'ho vissuta per 3 anni, ho regattato con i giovani, ed è un'esperienza che ti segna, ti resta nel cuore per sempre, e quindi tanto di cappello, diciamo, a Venezia, che continua a spingere questa amministrazione per far crescere i giovani, per far continuare questa tradizione che insomma è la cosa più importante che c'è a Venezia. E anche è importante per il rispetto che c'è verso la laguna, perché uno che nasce, come sono cresciuto io, con il remo in mano in mezzo alla laguna, capisci qual è anche l'approccio delicato che c'è della laguna, e quindi anche questa festa, che logicamente la gente deve, quando finisce la festa, cercare di stare attenti e non farsi male. Uno che fa questa sposalizio, io dico ho sposato il mare, gli dà appunto quell'attenzione, quella responsabilità che è importante, perché ci si può far male,
ma l'acqua se le persone rispettano, insomma viene rispettata, si può stare tranquilli, non succede mai nulla. Grazie. Non deve accadere mai nulla, no? Mai nulla. È quello che ci auguriamo tutti, naturalmente. Festa, divertiamoci e avanti tutta, perché Venezia merita. E allora, Assessore, manca ormai pochissimo, quindi all'insegna della tradizione, ormai pochi minuti, andiamo a goderci tutti lo spettacolo che inizierà tra poco. Via. E via, va bene. Grazie all'assessore Costalonga, ci vediamo tra poco. Va bene, grazie davvero Ilaria. Noi abbiamo anche delle esigenze tecniche. Intanto avete visto le immagini, ci sono ancora il drone in diretta, quindi stiamo vedendo, raccontando anche una splendida Venezia dall'alto in attesa dei fuochi, tra pochissimi minuti, quindi davvero ci stiamo avvicinando a questo spettacolo unico al mondo, perché certo siamo abituati, vediamo oggi i ben più costosi spettacoli di droni in giro per il mondo, ma con questo scenario, i fuochi, la tradizione, la storia che c'è dietro a questo, al significato di che cosa sia e dove affondi nella storia di Venezia e del mondo questa festa del Redentore è davvero unica. Tra poco vedrete in diretta TV su Antenna 3 questo spettacolo dei fuochi che è davvero unico. Prima di tornare da Lorenzo Maier, siccome dicevo abbiamo delle esigenze tecniche, quindi la barca che tra poco deve tornare al Todaro, quindi a San Marco, con il nostro Marco Stabile e Simone Merlo a bordo, teniamo queste immagini dei droni, ma colleghiamoci anche con Marco Stabile, perché davvero 14 minuti al momento clou, forse qualche istante prima, e lo vedremo e seguiremo in diretta. Marco. Sì, Ferdinando, l'attesa ormai sta per finire per questa serata in barca di festa. Come vedi siamo attorniati di barche davanti alla cattedrale di San Marco. Qui dietro sono quelle ormeggiate una sull'altra, c'è grande movimento, c'è grande attesa. Noi a un certo punto ci fermeremo, ma pare possiamo rimanere qui tra le barche, da quello che ci ha detto poco fa il nostro comandante. Comandante, ci possiamo avvicinare un po' alla flotta ancora per far vedere ancora qualche momento di festa prima dei fuochi, prima di vedere lo spettacolo pirotecnico qui in bacino di San Marco, ovviamente con il buio quasi totale, un po' più complicato fare le manovre in mare e avvicinarsi barca su barca, ma come vedete qui la festa continua, la discoteca in laguna e anche qualche tuffo improvvisato vanno avanti nonostante l'ora tarda, per rinfrescarsi prima appunto di potersi godere lo spettacolo pirotecnico. Vedo tantissime persone anche nella zona antistante piazza San Marco, che pian pianino si stanno posizionando per trovare il posto migliore, mentre come vedete qui ci sono gli ultimi tuffi in mare prima di andare a rivolgere lo sguardo verso l'altro e a godersi lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Qua di barca in barca c'è una musica diversa, un ballo diverso, un modo diverso di intrattenersi, come abbiamo raccontato sin dall'inizio della serata, chi in coppia, chi in compagnia, chi con un gruppo di amici organizzato, chi invece è saltato in barca all'ultimo momento per godersi per la prima volta questo spettacolo che abbiamo fornito sin qui anche dal mare. Ora, Ferdinando, il vento è praticamente assente, il temporale direi che si è definitivamente allontanato e quindi mi sento di poter dire che ci potremo godere i fuochi d'artificio in tutta tranquillità, senza il problema meteo che più volte ha rischiato così di rovinare la serata e che direi adesso sembra praticamente scongiurato. Beh, guardate che belle queste immagini, il drone sta arrivando alla posizione che sarà quella ufficiale, canonica, tra pochi istanti per l'inizio dei fuochi. Pare davvero che i fuochi siano in anticipo, forse in realtà, Marco, quello che questa cosa la può sapere più di tutti in realtà sei tu, perché se la tua barca torna e attracca è il momento giusto, cioè credo che la comunicazione arrivi proprio dalla tua postazione, perché riceve un'indicazione precisa, quindi nel momento in cui tu sei
sulla riva, sulle fondamenta, vuol dire che stanno per partire lo spettacolo. Poi non so se il tuo comandante ci può dire qualcosa su questo, se ha ricevuto indicazioni nuove rispetto a prima, così lo ringraziamo anche. No, mi pare che non abbiamo ricevuto indicazioni di un anticipo dei fuochi, no, mi pare non siano arrivate nessuna indicazione in materia. Il comandante invece ci fa un favore, ci lascia rimanere in bacino San Marco, quindi anche noi rimarremo qui a vedere i fuochi e quindi a poter eventualmente fornirvi anche qualche commento tra le barche. Quindi questa è proprio un'ultima ora, ultimissima. Ragazzi, buonasera! Siete in diretta su Antenna 3. Niente, questi non sono ricettivi come gli altri, va bene così. Marco, questa è una non mi è notizia riuscita. però, Va cioè, bene, Ferdinando, allora lì. attendiamo, sì, rimaniamo qui in mezzo alla flotta. Il nostro comandante ci ha detto così e quindi io mi fido di lui, vedo i droni girare sopra le nostre teste proprio al lavoro per documentare appunto quello che sarà lo spettacolo a terra e in mare. Noi rimaniamo qui e quindi abbiamo la possibilità anche con il nostro Simone Merlo di fornirvi una prospettiva differente. Siamo a 250-300 metri dalle postazioni dove vengono fatti esplodere i fuochi, 250 metri direi, quindi insomma una prospettiva in più che vi potremo fornire in diretta per vedere l'effetto che fa vederli dal bacino San Marco, dal mare, in mezzo alle barche. Restiamo con la telecamera di Simone Merlo, Marco Stabile, andiamo da, se possibile, Alberto Pivetta, Lorenzo Maier, perché dobbiamo finire il giro prima del collegamento. Immagino che con Filippo attualmente non ci si possa collegare perché ci garantisce la diretta del drone. Teniamo anche in doppia finestra sempre il drone appena il segnale è pulito. Mi raccomando, Antonio Esposito, Tommaso Migot, se Lorenzo Maier è pronto andiamo da Lorenzo, sempre con la possibilità di essere interrotti in qualsiasi istante, perché Lorenzo ben sa, quando parte il primo fuoco vuol dire che gli altri arrivano subito dopo. Lorenzo. Cioè non ci sente? Ok. Allora attendiamo Lorenzo, se possibile allora andiamo piuttosto dall'Ilaria per capire, ormai 23-22, dobbiamo avvicinarci al momento clou con una notizia, lo dicevo pochi istanti fa, che ci è consentito, contrariamente a tutto quello che era l'accordo, diciamo, e quindi ringraziamo ulteriormente l'organizzazione, Vela in particolar modo, con la quale abbiamo programmato e predisposto questa diretta straordinaria questa sera con tante postazioni. Ci è consentito di restare sull'acqua, là dove Giovanni Giusto, avete visto raccontare nelle tradizioni, sia il luogo più indicato, migliore, più veneziano, dove vivere il Redentore, quindi il momento dei fuochi. Che zaino è questo? Fatemi sapere. Quello di Lorenzo, quindi Alberto Pivetta, che inquadra, vedete, le tantissime persone al seguito di un agente di polizia locale, tantissime persone dietro le transenne pronte a godersi. Restiamo pure con queste immagini che sono un po' sporche, diciamo, ballerine, perché si sta muovendo Alberto nel scelta ovviamente di garantirci da più punti, oltre al drone, la possibilità di raccontare e vedere questo spettacolo unico dei fuochi. Ilaria, se mi senti, pronta a collegarti anche tu dal Palazzo Ducale per avere ulteriori sguardi in attesa di quello che sta per accadere. Datemi un segnale, 23-24, davvero ci siamo, perché un anticipo di qualche istante pare ci sia, come mi stanno dicendo. Vediamo se ormai il meteo si è stabilizzato, il vento calmato. Queste sono le immagini di Simone Merlo, quindi Marco, come li vedi? Ci siamo? Marco, mi senti? Datemi l'audio. Ferdinando. Eccolo qua, ora ti sento, vai Marco. Ti sento, direi che ci siamo, vedo
i lampeggianti anche delle tante imbarcazioni delle forze dell'ordine dislocate, no? Come una sorta di fronte davanti alla zona in cui vengono sparati i fuochi d'artificio, che fanno, diciamo così, da barriera in modo che le imbarcazioni non si avvicinino troppo. Ormai già tutti con la testa in su ad attendere il primo fuoco, il primo colpo che dà inizio tradizionalmente a tutti gli spettacoli pirotecnici. C'è grande attesa, ormai insomma la parte disco c'è ancora, ma sono tutti con gli occhi puntati, così come noi, in direzione del bacino San Marco, in particolare dalla zona delle Zattore, approntate appositamente per far Marco, aggiungiamo un dettaglio ai 5.500 fuochi pirotecnici che verranno sparati. Allora, aggiungiamo un dettaglio, in realtà non ci sarà forse quell'anticipo sulle tempistiche, perché quel qualche istante, un minutino di prima rispetto alle 23:30 come previsto, perché per due dettagli. Il primo è tecnico, cioè il drone sta cambiando le batterie, quindi deve garantire 40 minuti di spettacolo, quindi è essenziale essere pronti. Allora probabilmente sarà proprio 23:30 come previsto il momento di inizio di questo spettacolo. Il secondo, e non dipende da noi, è il successo di questa serata, cioè la tanta eccessiva, no, mai quello, la tanta presenza ovviamente di pubblico, di persone che vogliono partecipare, esserci a questa festa di Venezia, della venezianità, e non solo. Cioè la ricezione quindi del segnale, delle immagini, può non essere sempre pulita, purtroppo, proprio per l'eccessiva presenza di persone, telefonini, quindi celle telefoniche impegnate in riprese, dirette video, come immaginerete, di tante persone. Quindi anche le molte postazioni che noi abbiamo previsto non per forza, lo dico subito, saranno sempre alla massima qualità del segnale. Questa credo che sia la telecamera di Mattia Pizzaia, quindi dal Palazzo Ducale. Datemi conferma. Eccolo qua, grazie Antonio Esposito dalla regia. Quindi anche i nostri stanno continuando a provare il collegamento per il drone. Tra poco inizia lo spettacolo. Marco, ti avevo interrotto, perdonami, se volevi aggiungere qualcosa. Sono intanto le 23:28 in questo momento. Marco Stabile. Marco? È partito lo spettacolo pirotecnico della Festa del Redentore 2026 e quindi spazio allo spettacolo. Finiti Tony, guarda che arriva il secondo colpo di avvertimento. Il Redentore di Venezia quest'anno. Allora, io vedo qua, bellissima, una notizia in anticipo rispetto a quello che noi vediamo. Sì, c'è stato un botto iniziale che di solito, quello è il segnale. La mia esperienza di fuochi d'artificio significa quello che è poi il segnale. Lo spettacolo pirotecnico. Quello è il segnale, e quindi non so se c'è un... Ah, eccolo qua, ne arriva un altro. Eccolo. Adesso cominciano, quindi lasciamo spazio allo spettacolo dei fuochi d'artificio di questo Redentore 2026. Attenzione che dopo il terzo colpo si comincia subito, ragazzi, non ci sono pause. Ancora qualche istante. Occhio che parte. Sono le 23:29 e quindi con assoluta precisione immaginiamo inizia lo spettacolo dei fuochi, ed eccolo qua, i fuochi del Redentore.
Avete sentito di fatto il finale, torniamo pure con le immagini dei fuochi del Redentore, 35 minuti di fuochi ininterrotti, oltre 5.500 quelli esplosi e poi 3 colpi potenti finali. Torniamo con quelle immagini in diretta, se riusciamo, che segnano la fine di questo spettacolo straordinario che avete visto. Non abbiamo voluto disturbare con inutili commenti, proprio per rispettare anche la volontà di coloro che magari da casa stavano seguendo, hanno avuto l'opportunità questa volta di seguire anche con una diretta televisiva questo spettacolo straordinario. Non so se questa è la telecamera di Alberto Pivetta, fatemi sapere. Lorenzo, andiamo da Marco Stabile, Ilaria subito, però di fatto è stato uno spettacolo davvero straordinario, molto apprezzato da tutta una serie di urla che abbiamo sentito, di sorpresa anche nel vedere quali e quanti colori, le dimensioni, i colori, le varietà di questo spettacolo pirotecnico, e poi il saluto finale quando avete sentito anche le sirene. È l'omaggio, diciamo, alla Festa Redentore, a questo spettacolo pirotecnico che si chiude così. So che Marco Stabile doveva ovviamente recuperare la riva adesso come promesso, anzi siamo andati ben oltre il concesso, ma in accordo con l'organizzazione. Non so se posso collegarmi con Marco Stabile, Lorenzo Maier o Ilaria Marchiori, fatemi sapere, o recuperiamo Filippo Fois, ditemi voi. L'essenziale è che qualcuno ci dia, diciamo, il respiro di quello che avete visto e vissuto dal vivo voi lì. Chi abbiamo? Vai Lorenzo. Il codo è per salutare e dire ciao ciao. Ci sei Lorenzo? Eccoci Ferdinando, si è appena concluso lo spettacolo pirotecnico di fuochi d'artificio, c'era musica e adesso inizierà una fase altrettanto importante della festa, cioè il ponte che è stato chiuso verrà riaperto e soprattutto le imbarcazioni che sono qui in bacino nei vari settori cominceranno a defluire, per cui è un momento delicato, importantissimo anche per l'organizzazione della festa, perché chiaramente il trasporto pubblico di linea è fermo, è bloccato, lo sarà per un paio d'ore più o meno e ecco, l'appello che facciamo, che ha fatto anche ieri il sindaco Venturini, è quello che questo deflusso possa avvenire con calma, nel migliore dei modi, sia via acqua che via terra. Ecco. Per i veneziani una delle tradizioni del Redentore è anche quella di, terminato lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio in bacino, per chi vuole, per chi può, di andare fino al Lido, nella spiaggia del Lido, da dove solitamente si radunano centinaia di persone, migliaia di persone per assistere dalla spiaggia del Lido poi domani mattina all'alba del Redentore. È un momento in cui anche la macchina organizzativa della festa, la polizia locale, ma tutte le forze dell'ordine, la protezione civile eccetera sono mobilitate, perché purtroppo tutti noi speriamo, siamo convinti che quest'anno vada tutto bene, che non sia così, ma purtroppo ci ricordiamo tutti negli anni scorsi anche di incidenti molto gravi di persone, soprattutto con i barchini al rientro, perché la laguna comunque è insidiosa, va conosciuta, va diciamo affrontata con grande calma. Fino a che il deflusso via acqua dei barchini non sarà ultimato, a CTV e AVM ovviamente non riprenderanno il servizio pubblico di linea, che nel momento in cui riprenderà, prevediamo tra un'oretta e mezza, avrà anche delle corse di rinforzo, ovviamente per agevolare chi poi deve tornare sia verso il centro storico e il Lido, chi invece deve andare verso la terraferma, quindi con rinforzi sia dei collegamenti
di acqua che anche di autobus, perché mai come quest'anno abbiamo visto anche con la nostra diretta come il Redentore sia stata e sia una festa che unisce e che raccoglie un pubblico da tutta la città. Non c'è dubbio. Lorenzo, tu non mi senti, credo. Aspetta, resta lì che andiamo da Ilaria Marchiori. Andiamo da Ilaria Marchiori un attimo anche per vedere ovviamente l'opinione, le reazioni dal Palazzo Ducale. Ragazzi, aiutatemi, se no ce la facciamo. Al Palazzo Ducale, l'audio, grazie. Palazzo Ducale, Lorenzo, torniamo da te tra pochissimo. Appena si sblocca lo zaino. Io vi ho detto che con la presenza eccessiva anche di pubblico, e vi ho mostrato un video ripreso da poco fa, proprio da Ilaria, dall'alto di Palazzo Ducale, è difficile. Allora andiamo da Filippo, se accendiamo il faro così vediamo Filippo Fois in centro. Vai, perfetto, ok. Filippo, subito con te e cerchiamo anche qualche opinione di chi ha seguito lo spettacolo, in tantissimi vicino a te. Vai Filippo. Allora, andiamo a vedere un pochino. Scusi, parlate italiano. Fantastici, una cosa emozionante. È la prima volta che li vedo. Di dov'è lei? Di Giavera. Ed era la prima volta, le sono piaciuti? Sì, bellissimi. Qualcosa in particolare, l'atmosfera, i giochi? Molto ben organizzato, e l'evento, soprattutto diviso a settori, che dà una certa sicurezza. E comunque è una cosa fantastica. Fantastico, grazie. Grazie mille. Grazie. Perché applaude lei? È ancora entusiasta? Siamo entusiasti. Emozionati. È la prima volta che vedevo i fuochi lui. Ma dai, di dov'è lei? Di Milano. Mai visti? Mai visti? Mai. Mamma mia. Lei invece è No, io li avevo già visti, però per solidarietà del mio amico ho detto applaudo perché... Ormai è così. Va bene, vai, salutiamo anche i vostri amici, sono come siete con... Voi era la prima volta che... Sì, da una vita che ci conosciamo. Siamo venuti fin qua a Venezia solo per vedere due fuochi. E vi sono piaciute la prima volta, ha detto che li vedete? La prima volta a vedere i fuochi, sì. Veramente una bella esperienza. Grazie. We're from Mexico! Ah, you are from Mexico? Yeah. Do you like the fireworks? Yeah, it's the first time, so it was great. I mean, it's awesome. Thank you very much from Mexico. Mexico, bye. Siamo venuti dalla Puglia per questo spettacolo. Bellissimo. Complimenti a Venezia. Si conferma sempre una bellissima città. Complimenti. Proprio apposta per i fuochi d'artificio. Esattamente, da rifare. Grazie. Buon lavoro, buona serata. Anche voi? Dalla Puglia? Where are you from? Brescia! Brescia! Anche lei era la prima volta che era qui a vedere i fuochi. Sì, è stato fantastico. Dai, che cosa mi è piaciuto, che cosa di più? I colori e non lo so, proprio l'emozione, non lo so, proprio i botti. Si sentivano da lontani, noi siamo venuti da là, in fondo. Fantastico. C'è anche lei, cosa ne pensa? No, bello, perché l'altro non lo sapevamo. Siamo usciti per fare eravate qua in vacanza? Sì, qua per una settimana. E poi abbiamo visto tutti i fuochi, siamo venuti qua. Quindi è stata una sorpresa, dai. Esatto, è stato un bel momento, anche perché oggi è l'ultimo giorno, quindi ce la siamo goduti bene, sì. Bene, un buon rientro e grazie di essere stati qui a Venezia. Salve. Italia, com'è andata con questo? Bene. Sono stati molto belli. Di dove siete voi? Io sono di Venezia. Allora giochiamo in casa, lei? Venezia. Dovevamo andare in barca, ma lavoro. Non avete finito tardi? Sì, purtroppo sì. Però dopo tanti anni che li vediamo sono sempre bellissimi, davvero. La serata finisce qua o dopo si va a qualche festa? Bene! Sì, dai! Con loro? Con loro. Sì. Sono compagni diversi, allora vengo anche da voi. Grazie ragazzi. Voi invece di dove siete? Io sono di Maerne, io sono di Noale. Allora giocavate veneziano, in casa. Entroterra veneziano, certo. Quindi li avete visti già altre volte? Io sì, ci sono già stato così vicino però. Ah, addirittura? No, e com'è andata vedendoli così? È sempre bello, mi rendo orgoglioso essere veneto, essere di Venezia, essere la provincia di Venezia, sì, è molto bello. Bellissimo, veramente una bella esperienza. Sì. Grazie mille ragazzi. Buona serata. Salve, lei? Noi veniamo da Torino. Da Torino? Da Torino, sì. Ed è la prima volta che vedevate la prima volta che veniamo alla festa del Redentore qui a Venezia. Cosa ne pensi? Molto bella, colorata, tantissima gente, bella, davvero bella. Quindi dai, da consigliare, diciamo. Sì, da consigliare sicuramente.
Grazie. Sicuramente. Grazie per buon rientro a Torino allora. Grazie. Eccoci, forse mi stai chiamando Ferdi? No, vai tranquillo Filippo, anche perché tu Lei invece, bella San Giacomo Benefica. San Giacomo Benefica. Quindi diciamo ne ha visti miliardi. Certo, comunque sono venuto con i miei amici, c'è la Claudia Adriano, i miei amici, eccoli là. Siamo venuti. Claudia, vieni, Claudia, Adriano, vieni qua, Claudia. Eccoli. Chi non salta è un padovano. Chi non salta Vabbè. E chiaramente c'è la rivalità calcistica, però qua ci vedono in tutto il Veneto. Va bene. Lei San Giacomo dell'Olio. Sì, a San Giacomo Benefica, comunque sono venuto a vedere i fuochi. Ma come erano quest'anno i fuochi? Bellissimi, meravigliosi. Bene, meravigliosi. Perfetto. Allora, chiedo anche a lei è di qua, è Adriano. Sì. Come erano i fuochi quest'anno? Belli, mi sono piaciuti parecchio, poi c'erano 2 o 3 novità che non avevo mai visto. Belle. Ma quelli che si illuminavano mano a mano che scendevano, una roba, un effetto molto bello. Sì. Bello. Si ricorda tutti i Redentori, presumo da veneziano, per cui... Sì, ne vedo spesso, qualche volta ho saltato, però l'anno scorso li ho visti dalla terrazza di casa mia. Senta, come sono cambiati i fuochi secondo lei nel corso degli anni? Tipo 20 anni fa, 30 anni fa? Sì, diversi. Sono anziano, però non mi ricordo. Me li ricordo io. Grazie comunque. No, sono belli, ne ho visti 2 o 3 di nuovi che non avevo mai visto, belli. Sì. Va bene, grazie. Filippo! E voi da dove venite? Venezia noi, siamo di Venezia. Siamo di qua. Certo. Scusate che mi stanno chiamando, mi hai chiamato Ferdinando? Sì, no, concludi pure, poi andiamo da Marco Stabile, vai. No, siamo in diretta. Ciao mamma. Ciao Cristina. Ok, non niente, sta andando la linea, però viene Meno male, dai. Bene. Grazie mille. Va bene, allora proprio adesso vedete appunto si è frizzato un po' lo zaino, andiamo se possibile, lasciamo Piazza San Marco, ma in realtà ci spostiamo di poco. Marco, sei di nuovo a terra, dai, dacci la tua impressione, vai. Sì, Ferdinando, mi senti? Sì, vai. Uno spettacolo incredibile, quello che colpisce è sicuramente la lunghezza dello spettacolo pirotecnico, la lunghezza dei fuochi d'artificio che ti permette veramente di godere appieno della serata, perché non sono 5 minuti ma una mezz'ora buona, veramente spettacolare, la bellezza di girarsi, vedere le tante barche, gli tanti sguardi rivolti verso l'alto, e poi il momento forse più significativo, gli ultimi minuti di fuoco pirotecnici, gli ultimi minuti di fuochi d'artificio con il campanile di San Marco che suonava come ultimo saluto alla festa del Redentore, in cui la parte sacra si incrociava, diciamo così, con la parte popolare dei fuochi pirotecnici. Ora il bacino San Marco è come un'autostrada, un andirivieni di barche che vanno e vengono, che tornano ai vari porticcioli, ormeggi d'origine, e questo è lo scenario che vi possiamo fornire in banchina con l'amico Simone Merlo, mentre alle nostre spalle Piazza San Marco si è tornata a riempire di gente. È stato veramente bellissimo seguire questo momento di tradizione, di popolo, di diverse generazioni che la vivono in maniera diversa, in barca, in mezzo al mare, con anche questi momenti, diciamo così, di maltempo che preoccupavano, ma poi la festa si è svolta alla grande. Ora ci sono di nuovo dei fulmini, la cosa dell'incredibile, ma è così, mentre siamo all'ormeggio cosiddetto del Todaro, in cui vedete in tanti rientrano, ormeggiano dopo aver seguito in mare, in bacino San Marco, lo spettacolo pirotecnico, e ora tornano a riva a Venezia. Vediamo ora se magari qualcuno scende dopo le manovre, ovviamente. Prova a sentire qualcuno, Marco. Ora i tuoni di nuovo zona San Biagio, qui a Treviso. Folla di Piazza San Marco che si era svuotata per quel momento. Riesci a sentire qualcuno? Bene. Sì, io sono chiuso da del... Adesso chiuso? Ci proviamo, perché qua sono in
manovra, adesso vedo perché chiaramente... Ma no, vabbè, dai, torniamo tra poco. Rimonteremo in barca e torneremo indietro. Aspetta che approfitto. Signora, che spettacolo è stato? Meraviglioso, spettacolare, Siete divertiti? bellissimo, eccezionale, mai visti così belli, veramente. Dove siete voi? Di Milano. Di Milano, sei venuti apposta per vedere... Per il Redentore, sì. Si è divertita, signora? Beh, meraviglioso, grazie Venezia, perché è uno spettacolo pazzesco, fuochi d'artificio di quelli che vedi ogni tanto, tutti un po' matti, tutti un po' caricati, bello. Bene così. Grazie signora, grazie. Marco, fermo là. Anche il commento milanese alla festa del Redentore. Visto che sei rinchiuso, abbiamo visto. Allora, andiamo nell'area Marchiori e Palazzo Ducale, anche perché credo che tra poco debbano sloggiare così gentilmente, mi è sembrato di intendere, ma è normale per l'organizzazione. Vai Ilaria, commento. Sì, eccoci qui Ferdinando. Ferdinando, a parte i fuochi meravigliosi come avete visto, un'esplosione di colori dedicata alla Serenissima, ce l'avevano praticamente rivelato in qualche modo, però è stata una grande sorpresa, anche perché all'inizio l'abbiamo visto tutti, il cielo si è tinto di giallo, oro, rosso, i colori appunto della Serenissima, proprio in omaggio all'identità e alla storia di Venezia, e poi si sono susseguiti i quadri pirotecnici con tutte le tonalità intense, però quello che è da evidenziare, da sottolineare, è che non sono mancati momenti suggestivi, emozionanti e intensi, e poi anche gli effetti delle code di cavallo che era da un po' che non si vedevano, quelle dorate che si sono poi aperte lentamente in cascate bianche sospese nell'aria. Insomma, ad anticipare poi il gran finale c'è stata la serie di lampi bianchi seguiti dalla maestosa cascata d'oro. Insomma, chi lo sa se effettivamente i veneziani dicono questi sono più belli dell'anno scorso, come ci diceva appunto prima Giovanni Giusto. Sicuramente sono stati toccanti, emozionanti, e da questo scenario da Palazzo Ducale devo dire è stato davvero un momento intenso e molto emozionante e bello da vivere. Io non lo so Ferdinando se riusciremo a sentirci ancora, perché come hai detto anche tu è difficile qui prendere campo, spesso salta il segnale, per cui se non ci dovessimo risentire nei prossimi minuti, io ringrazio tutti i nostri telespettatori, ringrazio tutti i miei colleghi, ringrazio te e lo staff e la regia, e qui da Palazzo Ducale vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Ma per capire, voi comunque dovete lasciare quella postazione, giusto? Ho capito bene? Tanto torna il temporale. Sì, adesso stanno iniziando, sì. Va bene, grazie davvero per il tuo lavoro insieme a quello di Mattia Pizzaia, quindi Ilaria Marchiori a Palazzo Ducale con Mattia Pizzaia, grazie, e noi torniamo ditemi voi, o da Lorenzo se è pronto, o da Filippo Fois prima della chiusura. Facciamo comunque un giro ancora di saluti e cerchiamo di intercettare ancora commenti delle persone. Ecco Lorenzo, vedo che mi senti, vai pure. Eccoci, allora siamo qui dal ponte, abbiamo avuto davvero una visuale incredibile di questi fuochi, e direi che la magia di Venezia ancora una volta si è perpetrata. Ora le immagini di Alberto Pivetta vi stanno facendo vedere tutti i barchini che sono ancora qui proprio sotto di noi, perché stanno prendendo la via di Cadore, e vediamo se becchiamo qualcuno. Scusa, certo. I fuochi come sono andati? Sono andati stupendi, forza il Veneto! Ecco, quindi c'è entusiasmo, anche forza Veneto, e c'è un grandissimo entusiasmo. Vedete qui una barca che passa sotto proprio il ponte dove siamo, che ci saluta. Mi raccomando ragazzi, andate piano. Ecco, abbiamo lanciato questo messaggio, e poi c'è la musica, Ferdinando, perché il Canal Grande da sempre, ogni anno il giorno del Redentore diventa una splendida discoteca a cielo aperto, proprio la via più bella del mondo, la via d'acqua.
è anche occasione per lanciare le hit dell'estate. Infatti Alberto le sta seguendo tutte con il ritmo. Il meteo per ora ci ha abbastanza assistito, speriamo che Grazie, tutto continui Lorenzo. così nel modo migliore. Vediamo se troviamo, intercettiamo qualcuno di passaggio qui sul Guardate ponte. quante Colgo persone l'occasione ovviamente anche ancora sono lì. Ecco qua. Niente, non va. Va bene, va Colgo bene. l'occasione. Lorenzo, grazie. Se mi senti, grazie a Lorenzo Maier con Alberto Pivetta. Grazie per il vostro lavoro prezioso, ragazzi. Facciamo vedere e salutare Lorenzo. Andiamo da Filippo Fois con Sandro Ponchio, poi chiuderemo con Marco Stabile e Simone Merlo. Grazie, ragazzi. Filippo, tantissime persone, ce ne rendiamo conto adesso vedendole sfilare dietro di te. Cioè è veramente una marea umana, anche con prenotazione, ma... L'assessore regionale, che è Elisa Venturini. Buonasera, buonanotte, direi spettacolo meraviglioso. E poi qui a Venezia è sempre magica l'atmosfera. Penso che tutto sia andato per il meglio, adesso sono proprio le fasi più delicate del rientro, ma vedo che c'è grande organizzazione. Sì, grande organizzazione. Quanti ne hai visti di fuochi del Redentore, assessore? Ma in realtà nel passato ero anche nel bacino San Marco, quindi si vedevano dall'acqua. E questa volta dal Palazzo Ducale, quindi insomma esperienze diverse, ma sempre un grande piacere. Sempre suggestive, grazie. Moltissimo. Buona serata e buonanotte. Grazie, assessore Elisa Venturini, assessore regionale. Sentiamo un po' di ragazzi anche qua. Come sono andati i fuochi? Lei come sono andati? Benissimo. Sono piaciuti? Sì. Belli, bellissimi, ma siamo stanchi. E allora c'è anche un pochino di stanchezza. Comunque prima abbiamo sentito veramente tante voci entusiaste, devo dire che da diverse... Voleva dire qualcosa? Salve, buona serata. Le è piaciuti i fuochi? Molto bello. Li abbiamo visti da dietro il campanile, ma molto belli, molto belli. Lo stesso anche da dietro il campanile, benissimo. Perfetto. Sempre Venezia, grazie, buona serata. Vediamo ancora qualcuno, se qualcuno Filippo, vuole, sono veramente tantissimi. Buonasera. Va bene, comunque insomma, vedi che c'è un flusso. Ma sì. C'è un flusso ininterrotto, adesso però come si diceva prima è anche impegnativa la macchina appunto del rientro con tutte queste persone, anche quella organizzativa, come detto, non solo il pre ma anche il post, come sottolineato spesso dagli uomini responsabili della protezione civile. A proposito, l'assessore Venturini segue proprio queste partite. Filippo, grazie davvero per il tuo lavoro. Grazie a voi e buonanotte. Filippo Fois con Sandro Ponchio, grazie. Andiamo per l'ultimo minuto con Marco Stabile e Simone Merlo. Se ci vede, ci sente più che altro. Marco, salutiamo anche voi ringraziandovi. Vabbè, hanno aperto i cancelli però almeno adesso rispetto a prima. Siete liberi? Dandovi però un dato di cronaca, ci sono un paio di ambulanze operative che sono arrivate con i battelli proprio sul nostro molo e si sono precipitate nella zona di Piazza San Marco perché evidentemente qualcuno si è sentito male e quindi hanno aperto i cancelli proprio per far passare i sanitari che dalle imbarcazioni sono arrivati a terra eventualmente ovviamente per soccorrere qualcuno che ha avuto evidentemente un malore, e le abbiamo qui alle nostre spalle che hanno ormeggiato proprio all'altezza Todaro. Vedete, seconda ambulanza alle nostre spalle, i sanitari che seguono quelli di prima. Ovviamente fa parte di un grande evento, di una grande manifestazione, anche alcuni problemi del genere su cui si interviene prontamente. Per noi è stata una grandissima esperienza insieme a Simone Merlo, il nostro comandante Emanuele, un ringraziamento anche all'organizzazione che ci ha permesso di stare in mare più a lungo del previsto. Un saluto da parte nostra a voi studio. Grazie davvero Marco Stabile e Simone Merlo, e hai fatto bene, volevo ricordarlo ancora una volta, in particolar modo il direttore Fabrizio Doria di Vela, tutta la loro organizzazione, che è quella che avete visto, che abbiamo raccontato insieme a loro questa sera, con una diretta straordinaria. Dopo le 20 fino ad arrivare adesso a mezzanotte e mezza, per assicurare a tutti voi, anche in una serata di maltempo, la possibilità di vedere lo spettacolo straordinario dei fuochi del Redentore. Guardate, nel nostro studio con il Mega Wall
che racconta anche questa notte. Grazie a tutto lo staff di Media Nord-Est, anche a chi non si è visto, Fabio Falliero, ulteriore tecnico al lavoro, insieme ai nostri registi Antonio Esposito e Tommaso Migot. Grazie a tutti, buonanotte.